sì, voto no, non voto, non ci vado, vado al mare, rimango a casa, mi no vo combatta. Il problema è che appunto questo referendum non passerà perché non si raggiunge il quorum, ma si sapeva già arrivare al 30% sarebbe un successo, però dobbiamo anche capire, poi non lamentarci, perché l'unica arma che abbiamo in mano è il voto, nel bene e nel male. E si continua così, questo è il popolo italiano, poi per noi deciderà sempre qualcun altro, perché il mino vo combatta regna sovrano. Sentiremo cosa ne pensano questi due graditissimi ospiti che abbiamo in presenza, Luca Spavanetto, consigliere regionale, grazie, Fratelli d'Italia, e anche Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, perciò due realtà, ma due realtà che si confrontano col territorio, che sanno le difficoltà che ci sono nel territorio, ognuno ha il proprio territorio, ma grosso modo i problemi sono sempre quelli. Allora partiamo proprio con Luca Spavanetto. Si aspettava questo risultato? Lei è andato a votare intanto? No, io non sono andato a votare, ricordo però che i seggi sono aperti fino alle 15 di oggi, quindi per chi vorrà potrà farlo tranquillamente. Nel momento in cui non trova la tessera elettorale, i comuni, visto che qui abbiamo un sindaco, hanno gli uffici elettorali aperti, diciamo, durante l'orario, quindi può andare a fare la tessera elettorale e può andare a votare. Io non sono andato a votare per una scelta mia, i referendum permettono questo, hanno il quorum proprio per questo motivo, Mirella. Non condivido i quesiti che ci sono stati, qualcuno dice beh ma allora bisogna andare a votare, no, io credo che comunque il referendum, come tante altre cose, se uno ha la possibilità di non andare a votare può anche non farlo, perché io non entro nel merito poi dei quesiti, perché sappiamo benissimo chi li ha proposti, magari era chi aveva fatto la legge qualche anno fa, oppure il fatto di abbassare anche il limite della cittadinanza e quant'altro. Non entrerò nel merito di questo, dico solo che c'è un Parlamento eletto comunque dai cittadini con una volontà, e penso che ogni parlamentare che può rappresentare sicuramente un'area, un territorio, e che ha sicuramente una filiera, che poi arriva non solo ai consiglieri regionali ma ai consiglieri di città metropolitana o provinciali e ai sindaci, può naturalmente sentire quali sono le esigenze per poi cambiarle con una legge ordinaria dello Stato, e quindi facendo lavorare il Parlamento, come ogni tanto magari giustamente solleciti tu. Ecco. Quello che però traspare è che non siamo nazionalisti, non c'è niente da fare, non lo siamo, non lo saremo mai a mio avviso, perché è un nostro modo di vivere la vita quotidianamente, sia da nord che da sud, perché io dico sempre c'è il profondo sud ma c'è anche il profondo nord, e soprattutto questo non capire che abbiamo un'arma molto importante, e soprattutto che sono soldi pubblici che vengono spesi per il referendum, sono tanti soldi, ecco, che vengono spesi per sentire l'opinione. Ecco, questo è quello che io non riesco a capire, perché già abbiamo l'astensionismo, sentire anche partiti che dicono cioè non andiamo a votare, fate quello che volete, ma quello è il messaggio che è passato da centrodestra, la dice lunga su poi questa che ha l'astensione che ha superato il 50%. Fabio Marin. Sì, buongiorno intanto, buongiorno a tutti. C'è da dire una cosa però nei referendum, che se hanno un quorum, se c'è un quorum è fatto proprio perché se ci sono tante persone che vanno a votare, allora il referendum è valido, no? Se le persone invece non vanno a votare, forse stanno anche esprimendo, non andando a votare, il fatto della contrarietà ai quesiti o comunque al fatto che sia stato proposto un referendum. Quindi c'è questa discriminante quando si parla di astensionismo tra le elezioni, bisogna sempre guardare se è un referendum o se sono elezioni dove si va a votare per il Parlamento, per le amministrative o per le regionali, eccetera, perché è lì la differenza. Nel referendum sono dei quesiti magari specifici che magari la cittadinanza capisce o non capisce, e però c'è anche la libertà di scegliere effettivamente se andare o no, essendoci che c'è il quorum. Finché ci saranno appunto i referendum che avranno il quorum, è logico che si farà la battaglia non sui contenuti, ma più che altro la battaglia che si farà sarà quella tra chi propone il referendum e chi invece è contro. Quindi è normale che chi lo propone dice bisogna andare a votare, e chi invece magari è contro e non lo voleva dice no, è meglio rimanere a casa, e quindi fa saltare il quorum. Cioè, è questa secondo me la discriminante, la differenza che c'è tra le varie tipologie, no, di votazioni che abbiamo noi italiani. È vero che votare e esprimere la propria idea poi è sempre un diritto e anche un dovere, perché poi non possiamo lamentarci se magari le cose non cambiano come vogliamo, però c'è anche l'esempio appunto che ho appena illustrato, che è proprio quello che spiega il perché si va
va o non si va. Secondo me anche il non andare a votare è comunque una partecipazione, tra virgolette, al voto, nel senso no, non ero d'accordo con questo referendum, quindi non vado a votare. Sì, ma allora non andiamo a raggiungere quella partecipazione che ci doveva essere, perché una volta non riusciamo a capire questi referendum perché sono difficilissimi a mio avviso, non puoi parlare con le persone normali di queste cose perché non le capiscono, 5 schede sono una montagna, perché è la verità, e soprattutto non sono semplici, ecco, non è facile capire di cosa si parla e questa la dice lunga e questo però fa capire che è l'unica arma, io lo ripeto, che abbiamo anche per dire no. Ma almeno vai a votare, sai che le persone partecipano. Do subito la parola a Lucas Pavanetto, però prima liberiamo il centralino. Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella a tutti quanti. Allora vado a scheggia. Nel 2022 sta i 5 referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dei radicali. Io una mattina ho telefonato alla tua trasmissione perché avevi ospite un esimio magistrato di Treviso in pensione. Mi ricordo perfettamente che ti è il magistrato che avevi detto, giustificando col fatto che il popolino non può capire queste cose, che era un sistema semplice, non andare a votare. Non si va a votare, non si raggiunge il quorum e il referendum fallisce. Stamattina ti hai ripetuto 2 o 3 volte che è sbagliato non andare a votare perché bisogna partecipare, eccetera, eccetera. Mi sono chiesto, ma scusa un attimo, con tutto il rispetto, scherzando, ma qual è, Mirella, quella giusta, quella vera? Io andrò a vedere la puntata, però che io abbia detto di non andare a votare la vedo molto difficile, però vado a rivedermi la puntata sicuramente, Vladimiro, da quale c'era anche il magistrato Foiadelli, penso. Posso finire? Sì, prego. Ecco, sì, no, perché no, ma io so per arrivare a un dunque no. Ecco, questo modo, adesso non lo sto imputando a te, ma questo modo di fare è il modo di fare la politica da avvocato, cioè per gli avvocati la cosa giusta non è quella che è giusta sempre e per tutti, ma per loro la cosa giusta è quella che è più conveniente volta per volta per il suo cliente. Così non va bene. Questo modo di fare politica, tra le altre cose, è nato in America negli anni 90, in America e in Inghilterra, con la famiglia Clinton e con Tony Blair, che qua in Italia si stanno accoppiando, ma si sta scimmiottando dall'allora e dall'attuale centro-sinistra. Dico questo per dire e chiudo. La politica in generale non è che vada molto bene, anche per dire tra Fratelli d'Italia, Roma, dei tipini che non sono proprio seri, però è innegabile che questo modo di fare politica è soprattutto del PD, cioè come dire tutte mucche sono uguali, ma alcune sono più uguali delle altre. E adesso viene fuori, e chiudo, che il referendum si è vinto perché si è arrivato al 30% dei votanti e il referendum si è perso perché non si arriva a 50 più 1, però gli avvocati ti spacciano ugualmente che anche arrivando al 30% degli elettori si è vinto il referendum, perché questo modo di fare politica qua allontana sempre di più la gente a votare. Non si può difendere l'indifendibile e dopo aspettarsi che la gente sia bamba o stupida che va a votare. La gente fa bene a non andare a votare. E questo, tra le altre cose, è Roma. Roma è sta roba qua. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Vladimiro. Allora io conduco una trasmissione e devo condurla e devo parlare di temi che sono attuali. Perciò Vladimiro, io devo dire e fare delle riflessioni che poi a qualcuno piacciono o a qualcuno non piacciono, ma siamo in democrazia e io ho il diritto di parlare come parli tu e lascio parlare. Poi ognuno fa le proprie riflessioni a casa, ma io devo condurre anche una trasmissione, devo trattare i temi, devo confrontarmi con i temi, nel bene e nel male, e poi ognuno giudica. Lucas Pavanetto. Allora, a Vladimiro non rispondo sulla questione dei tipini di Fratelli d'Italia a Roma, parlo da tipino di Fratelli d'Italia in Regione Veneto. Dico una cosa, c'è un dato fondamentale, alle ultime amministrative, quelle del 2 settimane fa, è andato a votare sui nostri comuni, insomma dalle nostre zone, dal 50 al 52, 55% degli elettori. Quindi vuol dire che il 50% degli elettori lo superiamo. Oggi, se il dato del referendum non arriva a quel risultato lì, se il dato del referendum arriva poi a una somma, diciamo, un po'
spinta, ma comunque nemmeno tutta quella dei partiti dell'opposizione attuale che li propongono e li hanno sostenuti, beh, vuol dire che l'elettore comunque ha dato un'indicazione, per quanto poco. È chiaro che poi uno dice è stato uno spreco, certo, però nel nostro sistema democratico, ok, il legislatore quando ha fatto la Costituzione, quando ha fatto le leggi, ha pensato anche di cercare di dare uno strumento a chi non arrivava al 50% dei voti, giustamente, per esprimere un'opinione su alcune questioni, tra le quali appunto i referendum con le leggi. Quindi voglio dire, è comunque uno strumento che viene dato a chi oggi non raggiunge magari il 10, il 15, il 20% di quello che è il pensiero della gente o l'opinione della pubblica, ma che può comunque esprimere col referendum. È chiaro che, non rappresentando comunque la maggioranza, ma dovendo esserci insomma una maggioranza reale, poi su questo viene messo un quorum. Quindi il principio base c'è, e anche il principio del fatto che vanno a votare magari solo chi ha voluto diciamo dire sì, non chi dice di no, però comunque è indicativo anche di quello che è il pensiero attuale della gente su quei partiti che magari propongono una cosa, poi magari in Parlamento ne hanno fatta un'altra. No, il problema è che io lo ripeto e lo ridico, è che sono soldi pubblici tanti. Sono d'accordo con te. Ecco, perciò quando si spendono soldi di tutti sarebbe anche giusto partecipare e dire quello che pensi, nel bene e nel male. Io non ho mai detto di votare sì, di votare certo. no, di astenere. Io ho solo detto che la partecipazione è fondamentale, che tutti dovremmo fare questo. Dopo ognuno la vede alla propria maniera, però dire che è meglio dire di non andare a votare, anche no. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto sono d'accordo con te, bisogna andare a votare. Vota quello che ti vuoi, ma va a votare. E dopo che dicono i signori qua che neanche il governo non riesce se non che fosse a partecipazione dei singoli partiti. Perché Forza Italia ha 28, sta 7, sta 10, noi abbiamo maggioranza 50+1 per votare. Io ho la coalizione, perché neanche i partiti che va al governo, io va con la coalizione, perché col 30, col 20, col 5, col 3, col 7, che governo c'è? Non c'è un governo votato dal popolo, è un governo fatto per patare. Così tanto per farlo, perché se no non si può farlo. E ora cosa vuol dire? È lo stesso sistema, no? Solo che quello che è comodo a loro noi lo fa votare, chi ha detto a tutti qui di Forza Italia che la gente non deve votare per se manco, ma come si fa? Un deputato, un senatore del nostro governo che dica al popolo non se ne a votare, ma è vergognoso. E dopo ti dico una roba, insomma, dopo dei medicine e delle robe. Ieri, venerdì, sono in farmacia, le stesse medicine che trovo sempre, pagavo sia 7 euro, dei TIG ne ho pagato 30, perché è cresciuto. E chi dica al popolo qualcosa che cresce, non ho il dottore da 8 mesi perché fa male e non trovo un dottore. Non che sei dottori, va bene, mi ha toccato tutto a pagamento, ma di cosa parliamo che andiamo bene? Che il governo va bene e mette a posto tutto. E mette a posto quello che vogliono, e salva i suoi ministri che se ne ha integrata, quelli li salva tutti, quelli li mette a posto e che mette non si può toccarli. E gli altri popolo, bisogna che faremo tutto. È vergognoso, è da vergognarsi, no? Io non sono contenti che gli ha perso, però una volta non era così. Chi che faceva politica, di qualsiasi ramo, era capace il capello, dai fascisti, dai comunisti, dai democristiani, era politici che meritava cavalca il capello, anche se misera del partito mio, tuo Stato. Adesso si cambia casacca. Basta Rinaldo, sei stato chiarissimo, vado avanti, grazie delle riflessioni, come vedete le riflessioni sono tante, la trasmissione serve a questo. Prego Fabio Marino. Sì, per quanto riguarda le coalizioni del governo, cioè, è logico ed è sempre stato così, comunque se non ci fossero le coalizioni sarebbe anche difficile governare. E poi non è che io non ritengo una coalizione una cosa negativa, perché dentro una coalizione c'è sempre il confronto e quindi penso che questo sia importante, perché ci fosse solo
proprio una forza unica che governa sarebbe ben diverso, la chiameremo forse in un altro modo. Invece una coalizione può esprimere varie idee, può confrontarsi e quindi appunto portare avanti gli argomenti e i temi, quelli che anche sono stati adesso dall'ultima telefonata che abbiamo sentito sono stati trattati. Logico, ognuno ha il suo pensiero sul governo, su questo governo, se è giusto o se non è giusto, e lasciamo logicamente la libertà. Ripeto, quello del referendum, ho già insomma detto prima il mio pensiero e com'è il discorso delle elezioni e della partecipazione, e c'è sempre stato per qualsiasi referendum chi diceva di andare a votare o chi diceva di non andare a votare. È sempre, finché ci sarà il quorum, sempre ci sarà insomma la spartizione di chi dice andate a votare o di chi dice state a casa. È vero che, ripeto, ritengo che la partecipazione al voto sia fondamentale e importante, però è anche vero che finché c'è il quorum, se c'è un quorum, è logico che c'è chi fa la battaglia perché non si vada a votare se non è d'accordo col referendum. Tanto insomma. è vero che Giorgia Meloni non è stata a casa, che non abbia ritirato le schede è una dimostrazione, però che sia andata al seggio, però è andata al seggio. Ecco, questa la dice lunga su quello poi che sono le riflessioni in generale. Però Pavanetto, adesso in regione di cosa si discute, cosa state discutendo? Perché qualcuno, specialmente le associazioni, dicono non c'è più niente in regione, nessuno risponde, nessuno fa. Cosa state facendo? Bella domanda, se uno dice che non risponde nessuno in regione bisogna controllare i centralini. Allora, intanto a Rinaldo, e mi metto sempre a disposizione, lo sai Mirella, che se Rinaldo vuole giri i miei contatti, li hai tutti, quindi mail piuttosto che telefono, perché voglio andare fino in fondo sulla questione che non trova il medico di medicina generale perché è ammalato da mesi. Su questo naturalmente, visto che ci stiamo confrontando sulla questione dell'ATS con i medici di medicina generale, che ringrazio perché c'è una parte importante che sta lavorando per cercare di costruire il futuro della sanità territoriale, e quindi io li ringrazio. Poi come in tutte le cose ci sono anche le mele marce, ci sono quelli che magari non rispondono, ci sono quelli più difficili però a Rinaldo va data una risposta. E poi sulla questione del farmaco, perché voglio andare fino in fondo, visto che la sanità è sì nazionale, però la maggior parte delle competenze sono regionali, mi interessa appunto capire come mai un farmaco che sicuramente lui prendeva per ovvi motivi di salute, che magari era anche magari esente o non lo so, insomma da 6 euro passa a 30 euro, quindi vorrei anche capire questo, giusto per dare due dimostrazioni. Primo, che la politica magari rispetto agli anni che diceva lui non è cambiata, oggi c'è una grande comunicazione della politica, sicuramente una volta, e Mirella tu potrai dirlo perché magari hai avuto modo di confrontarti, di conoscere, i partiti avevano le scuole di partito che erano fondamentali, erano scuole di formazione che creavano le persone, però oggi io penso, e qui ho un amministratore accanto, indipendentemente dai colori politici e da chi rappresenta in questo momento, dico solo una cosa, che sono in prima linea i sindaci, indipendentemente dai partiti che rappresentano, e quello che si diceva prima di togliersi il cappello lo toglierei a prescindere, anche perché oggi abbiamo una fortuna che non è solo la comunicazione che hai tu, ma anche la comunicazione generale che mette a nudo la maggior parte delle problematiche. Quindi quando un sindaco c'è un problema, la gente non chiama nemmeno il municipio per dire guarda che c'è l'erba alta da tagliare eccetera, prende e scrive sui social. Questo è negativo da una parte perché a volte insomma si fa più cacciara che poi per risolvere il problema, ma positivo dall'altra perché nessuno può nascondere insomma l'evidenza, perché abbiamo uno strumento importante. E a Rinaldo naturalmente su questa cosa qui insomma, daremo una dimostrazione diversa. Ti autorizzo a girare allora i contatti. girerò i contatti. Per quanto riguarda cosa stiamo facendo in regione, in questo momento abbiamo il trasporto pubblico locale che domani arriva in Consiglio regionale, che è fondamentale, quindi il famoso discorso dei biglietti treno, bus per viaggiare all'interno della stessa regione, cosa che magari fino a ieri non era fattibile, non era possibile, uno strumento insomma che la Presidente Rizzotto, sulla quale sta lavorando, e anche l'assessore De Berti insomma stanno lavorando in sintonia da diversi anni, e finalmente arriva in Consiglio regionale. Abbiamo licenziato la riforma dell'ATS che tu insomma conosci perché frequenti questo mondo più di tutti forse, e che è una riforma che insomma i sindaci oggi hanno sulle spalle, ma che insomma quando entrerà a regime speriamo. Purtroppo dicendo Fabio Marini. No, ma allora è come tutte le cose che rivoluzionano, chiaramente, che non è una cosa voluta dalla Regione Veneto, è l'attuazione di una legge nazionale insomma che arriva in regione, che la regione
per ovvi motivi è arrivata a legiferare qualche mese fa e che dà la possibilità ai sindaci, spesso quelli di comuni meno fortunati, di avere pari dignità e pari diritti di comuni magari più fortunati. Insomma, in Veneto ne abbiamo molti, quelli magari più turistici che hanno qualche soldo in più da spendere, quelli dell'entroterra che fanno più fatica. E poi ci sono tante altre cose. Sicuramente quello che interessa è dare le risposte ai cittadini. Prima sentivo che parlavate di sport, per esempio, e nel 2025 sono 17,5 milioni di euro messi sullo sport, 900 sulle manifestazioni, il resto sugli impianti sportivi, perché spesso e volentieri si parla di sport, ma poi abbiamo palazzetti che non possono essere utilizzati, campi sportivi che non hanno l'illuminazione e quant'altro. Quindi Regione Veneto fa e continua a fare, dopodiché, sai, tra qualche mese si va a elezioni, ci sarà un rinnovo, indipendentemente dal rinnovo, comunque ci sarà una prospettiva di 10 anni con un cambio, diciamo, di linea, naturalmente non partitica, perché insomma vediamo che i sondaggi in Veneto danno sempre forte il centrodestra e naturalmente io in primis mi auguro che il centrodestra continui a governare questa regione come ha sempre fatto. Chiaramente però ci sarà un cambio di passo, perché naturalmente anche i nuovi assessori, il nuovo presidente e quant'altro darà la possibilità di una linea diversa, insomma politica, per rilanciare la regione del Veneto. Allora, a me interessa molto questo discorso delle ATS, perché vedo i sindaci Luca Spavanetto molto preoccupati. Ecco, veramente io ogni mattina invito i sindaci, perché sono quelli più sul territorio, quelli che veramente devono vivere la giornata, e quando aprono la porta è un problema, c'è un punto di domanda: cosa mi succederà oggi? Ma questi ATS, Sindaco Marin, si sa cosa sono? No, perché ogni volta che io parlo con un sindaco si mette le mani nei capelli e dice adesso una riunione. Allora, dopo tante riunioni, cosa è successo? Tra l'altro io del mio ATS sono vicepresidente, quindi qualcosa devo pur saperlo. E per capire, perché magari diciamo alle persone ATS magari pensano all'acqua, perché adesso con l'ATS nelle nostre zone magari pensa all'Alto Trevigiano Servizi, che non è quello. L'ATS praticamente io la chiamo, per farla semplice, la chiamo un po' così, no? Che diventa poi l'ULSS del sociale. Praticamente tutte le politiche sociali che vengono affrontate a livello di territori nei comuni vengono inglobate insieme per lavorare territorialmente in rete e anche per concentrare nel modo giusto le risorse appunto per il sociale tra i comuni, creando questa rete che si chiama appunto ambito territoriale sociale, per questo ATS, e per riuscire a lavorare in sinergia. Il problema è che siamo in un passaggio molto critico e delicato, perché è proprio la trasformazione di una nuova azienda per ogni territorio, no? E quindi dobbiamo proprio crearla da zero. È vero che la regione dà le linee guida e adesso noi sindaci, la mia faccia preoccupata c'è, perché sta a noi sindaci adesso nei vari comitati riuscire a creare la struttura giusta, adeguata, che dia le risposte al territorio, le risposte di cui si hanno bisogno, sperando appunto questo strumento sia una maggiore risposta alle esigenze che abbiamo dal punto di vista sociale nel nostro territorio, perché ce ne sono tante. In questi anni è stato fatto sì, ma si può fare e si deve fare di più, specie se guardiamo o il mondo della disabilità o il mondo degli anziani. Dobbiamo davvero concentrare le risorse e le progettualità affinché si diano risposte più concrete in tal senso. L'ATS dovrà servire a questo, tutte le progettualità dovranno passare appunto attraverso l'ATS e i comuni insieme gestire quello che è sociale e dare risposte concrete ai territori. Allora, dopo Rovigo e Venezia abbiamo Padova con Paola. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora approfitto comunque per fare sempre i complimenti, perché non è facile governare comunque sia, sono orgogliosissima di essere veneta, comunque certo che c'è ancora tantissimo da fare. Allora, Assessore, qua cioè giù gli alberi e sul cemento per cercare di stringere la cosa. Quando ci sono le proteste, si cerca di essere comunque, nonostante le malattie e l'età, di essere cittadini attivi, ti rispondono tutto sto cemento va su perché è la regione che ce lo permette, e qui se vuole chiarirci, grazie mille. La seconda cosa, APS Acqua, volevo informare che c'è tante cose che non vanno bene, tra le quali se si accorgono che il contatto è intestato al coniuge che è morto, ti chiudono senza avvertire l'acqua, ti fanno pagare la chiusura e l'apertura. Mi sembra di essere che sia una cosa nonostante le bollette regolarmente pagate, che sia una cosa da fuori di testa, super vergognosa.
Terza cosa, per quanto riguarda la sanità, aggiornatevi con i LEA, perché ci sono una barca di malattie tipo fibromialgia, eccetera, pesantissime, invalidanti, del quale ti devi pagare assolutamente tutto. E per quanto riguarda anche questo, è vero che mancano i medici, però anche il servizio ieri sera di Report ha portato questa piaga, ci sono tanti medici che lo fanno con tanta passione, ma anche per tanti soldi, si continuano, diciamolo, dalle aziende pubbliche, perché vanno a fare i gettonisti nei pronti soccorso a 100-150 euro. Allora fate una legge che questo non possa avvenire, perché non è assolutamente serio. Scusate il disturbo e grazie infinite per l'opportunità, Mirella, e grazie Mirella per tutto quello che fai. Buona giornata. Grazie cara Paola, grazie veramente. Prego, Pavanetto. Tocca a me. Allora, ringrazio Paola per alcuni spunti, perché sono importanti. Allora, la Regione del Veneto ha fatto negli anni precedenti, quindi più di 10 anni fa, la legge sul piano casa, che ha rimesso in moto il settore dell'edilizia con un obiettivo che era quello di fare quegli ampliamenti o quegli utilizzi che potevano essere, diciamo, a scopo delle famiglie, piuttosto che strumenti molto puntuali. E invece poi, insomma, come è fatta la legge, ha trovato l'inganno e qualcuno ne ha approfittato, perché poi la legge, insomma, ha mille rivoli. E quindi è nata anche una parte di speculazione, cosa che negli anni è stata naturalmente modificata. I sindaci lo sanno, perché il piano casa, insomma, andava, diciamo, al di sopra di quello che poi era la programmazione urbanistica che facevano i singoli sindaci, finché siamo arrivati al Veneto 2050, con una peculiarità che è il consumo di suolo zero, ovvero oggi i sindaci che non hanno magari un piano di assetto del territorio piuttosto che un piano regolatore da chiudere, hanno comunque delle aree, anzi hanno una cubatura che è molto limitata e un consumo del suolo che va compensato. Quindi quello che dice la signora può essere in parte vero. Se io avevo una casetta, faccio un esempio, grande da 200 metri quadri e la stringo, ne faccio magari 100, quindi metà della casetta attuale, vado in altezza, è vero che faccio cemento, ma libero suolo, quindi anche per l'implementazione del suolo, piuttosto che anche per le alberature e quant'altro. Dopodiché non entro nel merito di Padova, perché è vero che la Regione fa le leggi, però attenzione che è comunque sempre il Comune, e soprattutto il Comune di Padova, che ha una parte, insomma, governato dal centro-sinistra e con una parte che mi pare facesse riferimento agli ambientalisti, che oggi, quando deve fare i lavori del tram, taglia alberi a tutto spiano e nessuno critica nulla. Ma questo poi saranno i miei colleghi di Padova a fare le battaglie dovute. Però a Paola va detto questo. Per quanto riguarda i LEA, invece, ci sono molte malattie che in questo momento iniziano a essere, diciamo, più di notizia, nel senso che ci sono molte più persone che hanno la consapevolezza di avere queste malattie, e come tutte le cose la Regione Veneto, con l'assessorato alla sanità, sta cercando di andare incontro a queste. Quindi cosa succede? Non è che le malattie, quando ci sono delle malattie rare, uno viene abbandonato, ha dei percorsi che magari non sono, diciamo, mappati, come, cioè, non sa dove andare, magari a sbattere la testa, magari deve fare 10 visite, ed oggi appunto l'assessorato alla sanità e naturalmente il Consiglio regionale, con i consiglieri che vengono interpellati su questo, io ne sto seguendo alcune, cercano di creare quei filoni dove uno dice: se io ho questa malattia che mi viene constatata, so che vado lì e lì mi prendono in carico e faccio un percorso senza dover girare. È vero, siamo indietro su alcune cose, però tipo sulla fibromialgia piuttosto che su altre cose abbiamo fatto dei passi con delle recenti leggi anche in Consiglio regionale. Il problema è che forse dovremmo ascoltare di più queste persone e cercare di snellire anche quella burocrazia, Pavanetto, che c'è, che impedisce loro di essere aiutati. Ecco, io anche sabato ho ricevuto telefonate di persone diversamente giovani che sono sole a casa e non hanno nessun numero di telefono dove chiamare per essere aiutati. Se poi manca il medico di fiducia, che è il medico di famiglia, che io dico sempre dovrebbe essere da là che parti il tutto, perché tu sai con chi è questo paziente che hai, di cosa ha bisogno e dove può trovare l'aiuto. Non è possibile che io continui a ricevere telefonate anche sabato di diversamente giovani che dico: sono solo a casa, abbandonato, non so a chi rivolgermi. Ecco, forse, ed è quello che faremo col villaggio delle associazioni, creeremo uno sportello di ascolto per tutti. Ma come? Nel senso di indirizzare ogni persona che avrà bisogno
perché li abbiamo dove poter arrivare per essere aiutati, ma se non si conoscono non si va da nessuna parte. Però, sindaco, scusa, no, dopo sindaco, sì, perché sennò devo andare in pubblicità dopo. Quando sento queste cose però mi chiedo, perché io vedo anche l'ufficio sociale del mio comune come lavora e le risposte, cioè se c'è bisogno nel mio comune chiamano l'ufficio sociale e quindi l'ufficio sociale dà la risposta a chi bisogna rivolgersi, dà la risposta a chi non sa insomma a chi contattare, no? Quindi io dico, intanto chiedo a queste persone che se hanno provato a contattare l'ufficio sociale e se c'è un problema che neanche l'ufficio sociale dà risposta, allora lì sì noi sindaci dobbiamo un attimo farci sentire e sistemare le cose, perché lì dobbiamo essere noi sindaci presenti e dare la risposta ai nostri cittadini, perché non può essere che dei cittadini siano soli e non sappiano a chi rivolgersi. Noi dobbiamo essere, siamo lì più per quello, no? Anche e soprattutto per quello, per cui dobbiamo essere una garanzia per loro e i nostri uffici devono essere istruiti e devono avere tutte le informazioni adeguate, perché se una persona ha bisogno deve dire a chi, devono sapere a chi rivolgersi. Fabio Marin, sindaco, io non devo essere fortunata ad avere quel sindaco, avere quei servizi sociali, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, perché pago le tasse, c'è un nome, un cognome e una via, perciò queste persone non devono essere fortunate ad avere o Pavanetto o Marin, devono avere quello che gli aspetta, e vi posso assicurare che i servizi sociali, 90%, non tutti, ma non funzionano. Non è possibile che ancora nel 2025 chiudono alle 15, al venerdì alle 15 e fino a lunedì queste persone se hanno bisogno dove vanno? Dove vanno? A chi chiedono? Cioè sono aperti gli ospedali, sono aperti i ristoranti, vogliamo aprire anche questo, visto come cresce la povertà, cosa sta succedendo? Perché qua non se ne parla, ma guardate che è drammatico. Cioè io ho un banco solidale, ma ne sono sorti tantissimi negli ultimi anni perché c'è una richiesta incredibile. Ho avuto l'altro giorno un'associazione di Vicenza, ha detto io non so cosa sta succedendo, ma aumentano sempre di più e sono famiglie che non riescono più ad arrivare a fine del mese. Pavanetto. Allora, solo una battuta su questo. Noi siamo 50 consiglieri regionali, più ci sono consiglieri comunali in tutta la regione di 500 comuni, oltre i 500 comuni che abbiamo, e i sindaci. Quando uno ha un problema o crede di avere un diritto leso, ok? Contatti uno di questi, perché noi siamo, la nostra funzione, non parlo delle giunte, parlo proprio dei consiglieri, sono quelle di essere sentinelle sul territorio, cioè ovvero prendere il problema e cercare di capire perché questo non viene risolto, perché poi a volte tu ne conosci tanti che pensano di avere un problema magari, oppure hanno problemi ma non vogliono trovare anche la soluzione, perché quante volte magari hai trovato una soluzione a qualcuno ma poi non gli andava bene la soluzione, ti sarà anche successo anche a te. E io devo dire una cosa sui sindaci in particolar modo, che io vedo l'attività che hanno anche con le politiche sociali. Se una persona il venerdì pomeriggio ha un'emergenza, ok, io ho visto uffici aprire insieme ai sindaci e assistenti sociali o comunque personale andare in municipio per risolvere la questione, almeno per tamponarla fino a lunedì, dove poi dal lunedì in poi si poteva trovare con l'ufficio aperto una soluzione alternativa. Quindi io non ho mai visto un abbandono da parte dei sindaci e posso portare testimonianze locali come quelle del mio territorio. Però ripeto, su alcune cose forse non ci sono neanche gli strumenti per risolvere le questioni. Abbiamo un problema di case, insomma lo conosci molto bene, abbiamo un problema di risorse, ma le risorse forse bene o male con le associazioni adesso si iniziano a trovare un equilibrio. A volte abbiamo problemi anche di rifugi per le persone che magari sono soggette a violenze tante volte, ma anche questo grazie alle associazioni. Per questo i sindaci stanno lavorando molto con le associazioni e in particolar modo insomma penso che la Regione su questo non fa il 100%, sono d'accordo con te, benissimo, però cerchiamo di fare il 100% dando le risposte anche all'associazionismo che magari riesce ad essere quel cuscinetto per avere anche la vicinanza con le persone e con il territorio. Roberto da Padova, vai Roberto. Buongiorno, cerco di essere velocissimo. Primo, non si va a votare perché nelle scuole non c'è più l'educazione civica, perché io quando andavo a scuola 50 anni fa c'era l'educazione civica e ti insegnavano gli insegnanti, che fossero di destra, di sinistra, del centro, di alto, di basso, c'era l'educazione civica che era sacra. Adesso l'educazione civica non c'è più. Qui chiudo, se non iniziamo da qua siamo morti. Secondo, le liste d'attesa per le visite mediche si va a fine 2027 a Padova. Dove sono tutte aperte e tutte a posto le liste dei visite? A me per una visita che devo fare particolare mi ha detto che posso morire perché non sono aperte le liste, non si può prenotare.
Dove sono aperte le liste che il segretario, l'assessore e la signora ha detto che chiede tutte le liste aperte? Dov'è che andiamo? E perché a Padova 3 ospedali hanno lo stesso reparto e hanno 3 date diverse per prenotare? Una un anno, una un anno dopo e una un anno ancora dopo. Perché tutto questo? E per finire, io prendo dei farmaci a pagamento. Da prima del Covid spendevo 13 euro, dopo il Covid ne spendo 22. Qualcuno mi deve spiegare perché bisogna lucrare sulla salute delle persone. L'aspirina, per fare un esempio, ha costo zero e viene venduta a 4.000 lire o, se volete, a 2 euro alla scatola, quando per legge dovrebbe essere gratis, perché ormai sono 70 anni che è nata l'aspirina e quindi è caduto tutto quello che implementava i diritti di produzione e cose. Perché io a pagare aspirina 4 carte da mie? Ma dove sei che c'è scritto? Allora vogliamo i farmaci come per il voto politico, vogliamo i farmaci politici, cioè lo Stato mi deve dare i farmaci. Grazie Roberto. Allora, Luca Spavanetto, poi lo salutiamo perché deve andare via, andiamo in pubblicità. Prego Pavanetto. Ma allora, sulle liste d'attesa, ripeto, non entrando nello specifico perché non potrà farlo, c'è stato sicuramente un abbattimento delle liste d'attesa, cioè di quello che era l'arretrato, e questo sono dati insomma alla mano, perché abbiamo visto i numeri che sono stati dati dal Presidente anche qualche poco tempo fa. Per quanto riguarda questa visita, adesso bisognerebbe vedere che tipo di visita specialistica è, ma penso che insomma, se si riesce a verificare, magari non nella sua ULSS dietro casa, ma magari in un'altra ULSS, naturalmente sempre con lo stesso sistema, dove potrà trovare la visita necessaria. Poi sulla questione dei farmaci la si apre un capitolo, ripeto, rimaniamo a disposizione magari su qualche segnalazione più dettagliata in modo da capire se questi farmaci effettivamente non dovrebbero avere questi aumenti, perché se sono necessari, se sono salvavita eccetera eccetera, insomma non devono averli. E poi per quanto riguarda l'aspirina, io non la prendo nemmeno se ho 40 di febbre, quindi io posso stare tranquillo, i 2 euro non li spendo, però vabbè, insomma dai, diciamo che è un disincentivo a usare i farmaci quando magari possono anche non servire. Allora, prima che vada via Luca Spavanetto, siccome si mette sempre a disposizione ed è corretto anche far capire che c'è un malessere che va oltre, io proprio la scorsa settimana ho avuto ospiti medici per l'ambiente e si è parlato dei PFAS. Allora, quello che questo medico, il dottor Cordaro, ha detto è che non riescono a trovare i soldi per continuare in questo test che stanno facendo ai diciottenni per vedere i valori che hanno nel sangue e le cause. Hanno chiesto anche l'altra volta per iniziare questo test alla Regione Veneto e la Regione Veneto non ha dato un euro. Non è stato fatto niente con la Regione Veneto, io lo trovo scandaloso, tra virgolette, però giustamente hanno trovato un privato e hanno iniziato a fare questo test che ha dato anche dei risultati che sono molto preoccupanti, però adesso dovrebbero proseguire e per proseguire hanno bisogno di soldi, ma penso che sia una cosa che riguarda la popolazione, specialmente qua da noi nel territorio. È possibile che non si riescano a trovare in Regione Veneto dei soldi per aiutare questi medici dell'ambiente che non lo fanno per se stessi, lo fanno per il bene della comunità e aiutare a proseguire questo test? Pavanetto? Allora, verificherò la cosa, nel senso che bisogna vedere la richiesta qual è stata. No, certo, volentieri. E verifichiamo insomma se c'è la disponibilità di risorse per fare questo. Penso che sui PFAS sia stato fatto abbastanza e deve essere ancora fatto, perché tra l'altro ne abbiamo fatto una battaglia poco tempo fa proprio su una questione di un'area molto delicata sotto questo punto di vista, che era quella di Rovigo, quindi neanche la mia provincia di Venezia piuttosto che quella di Treviso dove siamo in questo momento, ma quella di Rovigo, dove appunto volevano aprire un'azienda ambientale che lavorava materiali pericolosi, e quindi abbiamo sottolineato che già quel territorio era stato interessato per naturalmente decenni da centrali che inquinavano all'epoca e che quindi insomma andava tutelato, intanto senza apertura di nuovi posti pericolosi che possono mettere a rischio la salute, ma soprattutto con maggiori controlli da parte di ARPAV piuttosto che del sistema sanitario regionale, che su questo sempre è in prima linea. Su queste questioni naturalmente faremo dovute verifiche e io sono a disposizione come sempre. Sì, perché, insomma, visto anche i contributi pubblici che ho letto della Regione Veneto, penso che i soldi per aiutare questi medici
l'ambiente, che lo fanno per tutta la comunità e soprattutto per i nostri giovani, sia veramente fondamentale. Certo. Allora, prima di lasciarci, Marin, come commentiamo quello che ha detto anche Roberto da Padova, quello che ho detto io appunto su questi soldi che non arrivano dalla regione per fare questo test? Prego. No, io spero arrivino presto, perché non è la prima volta che ne parli, sono un po' di anni che ne parli, ero stato presente anch'io qui a una trasmissione. Le risorse vanno trovate, la battuta che ha fatto Mirella, che ha visto, che vede certi contributi, è vera. Insomma, se io dico sempre perché tante volte ci si sente dire che i soldi non ci sono. I soldi in realtà magari un po' ce ne sono, bisogna gestirli nella maniera corretta e avere delle priorità. Penso che questa debba essere una priorità, perché è un problema che è da anni e anni che va avanti, è un problema che si ripercuote anche nelle giovani generazioni dal punto di vista della salute, e quindi penso che vada affrontato. E allora insomma sono fiducioso che si trovino magari le risorse per andare incontro a queste persone, a questi medici più che altro che stanno facendo questi studi, per capire effettivamente poi il pericolo, fin dove c'è, dove arriva e cosa si può fare per contrastare dove siamo arrivati fino adesso, insomma, col discorso dei PFAS. Quindi io mi auguro, insomma, visto che manca poco alle elezioni, le auguro, non so se si ricandiderà, le auguro di tornare, e però le auguro appunto, spero abbia questo impegno di approfondire questa questione, perché è anni che ne sento parlare, e quindi insomma bisogna un attimo anche a un certo punto andare a mettere un punto nelle questioni, non sempre lasciarle in sospeso perché non si sa per cosa, insomma, per cui è meglio approfondirle. Educazione civica, per quanto riguarda Roberto, bisogna riniziare a capire l'importanza di istruire questi ragazzi, ecco, a capire anche l'importanza della politica, indipendentemente delle elezioni. Assolutamente sì. Poi ci sono anche dei percorsi adesso che facciamo, che non è proprio l'educazione civica, ma ad esempio noi abbiamo istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, le consulte dei giovani, delle progettualità che anche come comuni portiamo avanti insieme alle scuole, per cui perché riteniamo appunto che sia fondamentale l'educazione proprio civica, ma quella concreta, non quella della teoria, quella concreta, che faccia proprio percepire alle nostre giovani generazioni quanto importante sia partecipare. Pavanetto, come ci saluta? Con quest'ultima battuta, perché è molto interessante. Io sai che oltre a fare il consigliere regionale sono anche presidente del consiglio comunale, quindi quando ho i ragazzi in visita la prima cosa che gli facciamo fare è, i ragazzi delle scuole naturalmente, che possono essere elementari piuttosto che medie, quello di farli sedere all'interno dell'emiciclo e fargli capire che all'interno di quei piccoli emicicli, insomma, che sono i consigli comunali, da lì può iniziare un cambiamento, perché quello che loro vedono, la rete rotta della palestra piuttosto che la buca sulla strada o il giardino nuovo, eccetera, dietro a una discussione, un ragionamento, ma che parte proprio da lì. Quindi mai delegare la propria potenzialità nel voto, come dici tu spesso, giusto? Ma esercitarla in prima persona, ma soprattutto mettersi anche in prima persona all'interno delle battaglie, perché la partecipazione è tutto. Grazie a Luca Spavanetto. Pubblicità. Andiamo a vedere questa fiera delle belle notizie, perché poi anche il sindaco Fabio Marin ha una bella notizia. Andiamo a vedere Fiera Belle Notizie. Adesso dovrebbe partire il servizio. È difficile trovare belle notizie perché non sempre ci sono. Però loro, quando si entusiasmano, sono una forza della natura, perché questi non li ferma nessuno, e appena si incuriosiscono, si accendono su qualcosa, poi non li fermano, arriviamo a Londra, a Kensington Palace. La 7ª edizione della Fiera delle Belle Notizie di Vedelago ha varcato i portoni reali di Kensington Palace, arrivando alla principessa Middleton. Gli studenti della scuola media Don Giovanni Bosco sono stati impegnati per l'intero anno scolastico nel cercare tra le pagine dei giornali buone notizie, contattando i protagonisti e invitandoli nelle giornate conclusive del progetto a parlare della loro esperienza. Nel suo lavoro Andrea De Liberali si è imbattuto nella notizia della visita della futura regina d'Inghilterra nell'ospedale londinese che l'ha seguita durante il percorso di guarigione dal tumore. A quel punto lo studente ha deciso di scrivere alla principessa del Galles senza sperare in una risposta che invece qualche giorno dopo è arrivata a sorpresa. Ero in classe, stavo facendo lezione e la Renza, che è una collaboratrice scolastica, ha bussato dicendo il mio nome
e io subito mi sono chiesto cosa avevo fatto di male, perché di solito quando mi chiamano è per dirmi parole, e allora entra e mi consegna la busta con scritto che era appunto da Kensington Palace. Questa è solo una delle 1500 notizie scoperte dagli studenti, che vedono protagonisti imprenditori, sportivi, professionisti, ma anche politici come gli assessori regionali Marcato e Caner, che plaudono all'impegno dei ragazzi, la migliore gioventù in un momento in cui la cronaca troppo spesso racconta di giovanissimi protagonisti di episodi di violenza. Invece in realtà esistono tantissimi giovani che hanno voglia di emergere, hanno voglia di confrontarsi, come è stato fatto oggi, anche su temi delicati e importanti. La cosa importante però è che questi ragazzi stanno cercando e hanno cercato appunto nei giornali, e quindi a 360 gradi e in tutto il territorio nazionale e anche fuori, hanno trovato queste belle notizie da far veicolare. Particolarmente commovente la storia della dottoressa Moussa Ali, che ha fondato in Toscana un centro medico e psicologico per le donne vittime di mutilazioni. Questo centro che si prende cura delle pazienti che sono portatrici delle mutilazioni genitali femminili, e spero che anche questa regione possa raccogliere questa notizia positiva. Fiera delle belle notizie, ecco, notizie positive, questo che cercherà di dare anche questa mattina, di far vedere Fabio Marin, perché non fa solo il sindaco, è diventato anche scrittore. Ma perché è diventato scrittore? Nel ricordo della sua mamma. Prego. Grazie, intanto volevo complimentarmi col Festival delle Belle Notizie, perché abbiamo partecipato anche noi come comune, a volte dei ragazzi appunto ci hanno contattato con delle belle progettualità che abbiamo portato avanti in paese. L'ultima era sul Dono, con il ricordo adesso di Roberta Rebellato, che purtroppo insomma una persona che non c'è più, ma che nella sua vita è stata sicuramente un esempio di cosa significa ricevere e donare, e quindi insomma mi complimento per l'iniziativa. L'altra bella notizia mia è questa, che è un libro che ti ho portato, Mirella, e che te lo omaggio volentieri. Ho scritto, al seguito del cortometraggio che ho realizzato appunto sull'Alzheimer, ho scritto il libro Non ti scordare di me, parliamo io e te mamma, che parla proprio della malattia, del percorso di malattia che mia mamma ha avuto di Alzheimer per 10 anni, dall'età appunto di 52 anni fino ai 62 dopo. Nel 2018 poi è venuta a mancare a causa di un tumore, e ho voluto riportare la nostra vita, ma soprattutto le emozioni, l'amore, la speranza che attraverso questo duro, atroce percorso di malattia che appunto abbiamo vissuto con mia mamma ho scoperto, perché ho scoperto appunto che l'amore è il segreto di tutto per poter andare avanti, e vorrei che questo libro fosse una speranza anche per le persone che stanno attraversando magari momenti difficili, persone che stanno vivendo questa malattia o altre malattie, che leggendolo possano trovare un po' di conforto, possano capire che è vero che capitano, perché mia mamma è stata davvero sfortunata nella sua vita, perché oltre appunto, come ho detto, oltre ad aver avuto 10 anni di malattia di Alzheimer, ha avuto anche un tumore che poi l'ha portata purtroppo alla morte. Però cerco sempre il positivo, no? Bisogna sempre guardare al positivo, cercare sempre di guardare la vita in un'altra maniera, sotto un altro punto di vista, e la presenza di mia mamma è una presenza che io sento e percepisco, e ce l'ho qua. Infatti nel libro, dove parlo appunto della storia di mia mamma e dell'Alzheimer, c'è anche lei a un certo punto che parla. Ho voluto dare la parola a lei per far percepire cosa sia questo percorso di malattia e come si debba affrontare, ricordandoci sempre che non siamo soli. Ci sono persone, purtroppo, come dicevi anche prima, che sono sole, persone che hanno sicuramente bisogno di appoggio, sicuramente bisogno di persone che stiano al loro fianco, e allora non si può fare, di certo non posso esserlo per tutti, ma magari attraverso queste pagine cerco di essere un conforto per qualcun altro. Allora, riallacciandomi al discorso delle ATS, non quelle dell'acqua ma quelle che si occuperanno di sociale, io ho il terrore, Fabio Maria lo sa, che io quello che penso, quello che vedo lo dico, e faccio sempre riflessioni a voce alta, che piacciono o non piacciono, ma ognuno fa le proprie riflessioni. È quello che ho paura, che cambiano i nomi, cambiano le strutture, ma alla fine rimaniamo fermi. È come sul sociale, no? Continuiamo a cambiare nomi, roots, ma siamo sempre fermi, anzi peggio di prima.
Ecco, noi non riusciamo più a capire come facciamo a girare col commercialista e pagare per fare i volontari, la provincia che chiede alla Mirella 80.000 euro per mettere a posto un locale pubblico, cioè non è un privato, dopo dal 2010 che sono, ma questo dico per fare un esempio di dove si tiene in considerazione, ecco, queste associazioni che hanno tenuto in piedi la politica, anche con la pandemia. Cioè io ho paura, il mio terrore, visto anche la preoccupazione che vedo nei sindaci di questo nuovo percorso che dovrete fare, chi è che dirigerà il tutto? Da dove arriveranno questi soldi? Chi è che siederà attorno a questi tavoli? Chi è che deciderà le persone che siederanno? È questo che mi preoccupa, chi avrà il pallino in mano? Allora se faccio parte dei cerchi magici forse riuscirò a entrare, ma se no saremo come prima. Com'è possibile che adesso faremo questo villaggio delle associazioni dal 10 al 13 di aprile, ecco, associazioni che non hanno voce in campo nonostante l'iscrizione, nonostante veramente siano nel territorio, non vengono mai invitate da nessuna parte. Ecco, cosa cambierà secondo lei? Oppure resteremo fermi un'altra volta? Allora spero proprio di no. Insomma, con l'ambito territoriale e sociale l'obiettivo è proprio che un cambiamento, un miglioramento nei servizi ci sia. Non deve essere, questo va chiarito, perché molte volte quando si creano nuove strutture, quando si creano nuove associazioni, nuovi enti, insomma sono le nuove poltrone che bisogna dare, no? Che magari la politica gestisce perché deve come dare le poltrone. partecipate, esatto. diciamo, Non deve essere quello, perché qui stiamo creando un ente fondamentale, quell'ente che insieme alla sanità per primo va a toccare la vita delle persone, va a toccare il sociale, va a toccare proprio l'ambito della vita dove c'è soprattutto molte volte la sofferenza, perché col sociale si toccano i giovani, si toccano i diversamente abili, si va per quanto riguarda la società, gli anziani, per cui la società a 360 gradi, ma proprio anche quella società che deve operare, che deve vivere e che ha bisogno di strumenti e di risposte. Questo dobbiamo essere. Sono ottimista da un certo punto di vista, perché? Non perché noi sindaci siamo bravi, ma perché siamo noi sindaci i veri protagonisti in questo momento della creazione di questa struttura. Logico, insieme ai tecnici, insieme a tutte le persone che ci daranno una mano per creare questa nuova azienda. Ma chi saranno? Ecco, questo vorrei arrivare. Chi saranno le persone che creeranno questo tavolo? Beh, allora, per quanto riguarda la parte politica, sono i sindaci, i rappresentanti territoriali, gli assessori al sociale, che per noi sindaci sono sempre fondamentali. E poi ci sono i tecnici, gli assistenti sociali, i tecnici proprio che ogni giorno lavorano negli ambiti del sociale, e poi ci saranno altre figure esperte che man mano che si creerà la struttura bisognerà individuare. Sarà in molte occasioni sarà proprio il comitato dei sindaci dell'ATS, dell'ambito territoriale sociale, ad andare a individuare o aprire il bando per le selezioni per il personale. Però prima di arrivare a quello dobbiamo creare la struttura proprio, ed è questo il punto fondamentale che dobbiamo affrontare adesso, perché la struttura che dobbiamo creare, che sia un'azienda, che sia insomma nelle varie sfaccettature che ci vengono date e possibilità che ci vengono date per creare questa struttura, dobbiamo davvero stare attenti che sia una struttura il più possibile omogenea, ma anche snella, che riesca a dare le risposte in maniera concreta e attuali, e non a far aspettare le persone tanto tempo, che non si creino poi le liste d'attesa del sociale, insomma. Esatto. No, dobbiamo col sociale riuscire ad andare davvero diretti, perché se riusciamo a dare le risposte subito nel mondo del sociale, riusciamo anche a prevenire problemi che poi si tramutano in ambito sanitario. Quindi questa è un passaggio davvero fondamentale. Per questo anche io in prima persona, insomma, ho dato la mia disponibilità a livello del nostro ambito come vicepresidente, per impegnarmi e per portare avanti, per far sì che davvero sia una cosa concreta, non sia la solita struttura partecipata. Non deve essere questo, deve essere la risposta di cui i cittadini hanno bisogno. Grazie veramente, grazie. Allora ringrazio Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezellini, anche per il libro. Grazie Fabio, Mirella, per questo pensiero che hai avuto. Grazie, pubblicità.
passione, studio, impegno, amore per l'arte e per il bello. Il restauro è un mix straordinario di tutto questo. Servono pazienza certosina e profonda conoscenza per riportare alla luce la bellezza di opere come quelle di Francesco Rebesco, conservate nella Gipsoteca di Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini. L'ente di formazione Irigen organizza ogni anno questo modulo per i ragazzi del secondo anno e affrontiamo il restauro del gessi e abbiamo la fortuna di collaborare con la soprintendenza di Venezia e con il comune di San Zenone, che appunto ha questa bellissima gipsoteca dove ci sono conservate tutte le opere di Francesco Rebesco. Con grande impegno e dedizione gli studenti del secondo anno del corso di tecnico del restauro di beni culturali dell'Irigem danno nuova vita ai gessi di Rebesco, riportandoli al loro antico splendore. Il progetto era iniziato 2 o 3 mesetti fa, quando c'è un primo sopralluogo dove si fanno magari delle foto, si esegue la diagnostica, insomma, dove si vedono un po' tutte le problematiche della scultura e si esegue anche un restauro digitale, quindi c'è anche una parte a computer. Questa in particolare aveva delle problematiche di rottura dell'angolo e abbiamo quindi dovuto consolidarla togliendo i pezzi, quelli che ovviamente si staccavano, e abbiamo dovuto mettere dei perni in legno sotto per poi ristuccare tutto quanto con gesso alabastrino, colla di coniglio e un po' d'acqua. Alle opere su cui si lavora ci si affeziona come se fosse un figlio, come se fosse un qualcosa che ti appartiene ma non ti appartiene, perché comunque c'è uno studio sotto. È la magia del restauro, capace di fondere il restauratore con l'autore e con l'opera stessa. Lei è la Beata De Mattias, è appunto questo calco in gesso. Adesso io l'ho già terminata, ma è sempre qua vicino a me a tenermi compagnia. E lei presentava numerose problematiche sia per quanto riguarda appunto fori, muffe, comunque depositi di polvere, insetti. È un progetto a tutto tondo, loro riprendono l'opera dall'inizio, la portano restaurata e la riconsegnano al comune di San Zenone e alla soprintendenza in uno stato conservativo ottimale. Ringrazio il sindaco Fabio Marin di essere stato con noi, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, perché ci teneva tanto a rivedere questo servizio, per l'importanza che hanno questi giovani, quelli bravi, quelli che veramente non vedete mai, sembrano sempre tutti cattivi ragazzi, invece noi abbiamo questi che sono bravi ragazzi, ce ne sono veramente tanti. E ringrazio anche il nuovo ospite che è Roberto Bellio, presidente Fondazione Ferioli e Luciano. Buongiorno Presidente, buongiorno. Grazie di essere qui. Ecco, cosa dice di questi ragazzi, Presidente? Ecco, noi sempre brutti esempi, no, questi sono gli esempi che noi vorremmo vedere tutti i giorni, perché ci sono. Assolutamente sì, anche perché la cosa positiva è che sì, sono giovani, ma che stanno salvando un patrimonio che culturale, che rimarrà alle future prossime generazioni, e quindi il lavoro che stanno facendo è encomiabile sotto questo aspetto. Quindi bravi ragazzi, bravi giovani, si stanno impegnando, ma stanno facendo qualcosa per il futuro. Quindi il loro lavoro non è qui e ora, bensì sarà proiettato per le generazioni future, perché la conservazione di questi gessi appunto potrà, che non sono gessi, sono opere d'arte, porteranno poi chiaramente ad averle sempre più a lungo e essere esposte, e il comune, da quello che capisco, ne è anche orgoglioso di avere in casa la possibilità di avere queste opere per poterle far vedere non solo alla cittadinanza ma a coloro che vanno appunto a... E quindi bravi questi ragazzi, sono rimasto, la prima volta che vedevo questo, complimenti signor sindaco, perché la prima volta che lo vedevo e vedere anche la passione che ci mettono nel raccontare i ragazzi, queste persone, questi professionisti, io direi più che semplicemente ragazzi, ma ha un'importanza veramente elevata. Allora, conosciamo anche chi è Roberto Bellio e cos'è questa Fondazione Ferioli e Luciano, prego. Allora, la fondazione è Eugenio
Eugenio Finioli e Luciana Bollus, è una fondazione che prende avvio circa una ventina fa nel San Donatese. Prende avvio da parte dei due appunto fondatori, che sono Eugenio Finioli e Luciana Bo, i quali sentendomi raccontare la mia esperienza professionale, che era quella di tutela delle donne vittime di violenza e di fanciulli, quindi dei minori che subivano situazioni di violenza, e raccontando loro che nel Veneto orientale in quell'epoca non vi era nessuna struttura che potesse sostenere, aiutare a livello psicologico, non parliamo soltanto economico, ma a livello psicologico queste donne e questi minori, sentendomi parlare, hanno detto: bene, noi vogliamo fare un qualcosa che possa essere utile per questo territorio, quindi il Veneto orientale, e hanno voluto creare questa fondazione. Mi hanno dato, fra virgolette, le chiavi della fondazione, dandomi il titolo appunto di presidente e dicendo: ok, il tuo lavoro portalo avanti a nome nostro. Ora i due fondatori non ci sono più, ma grazie a loro abbiamo come fondazione creato questo, il centro antiviolenza anti-stalking La Magnolia, che è uno dei 43 centri antiviolenza della regione del Veneto, un centro per il recupero degli uomini maltrattanti, assai importante perché la violenza maschile è il rovescio della medaglia della violenza nei confronti delle donne, e quindi abbiamo un centro per il recupero degli uomini. Nella regione Veneto attualmente sono 10 e quindi abbiamo sede Siandano anche per questo centro, e abbiamo case protette per donne / mamme che devono scappare da situazioni di violenza, e quindi abbiamo appartamenti a indirizzo segreto dove accogliere queste donne che subiscono situazioni di violenza e devono scappare da chi materialmente le aggredisce e le usa la loro violenza. Ed ecco, questa è l'attività della nostra fondazione. Presidente, ma mi sembra che in questi giorni abbiamo sentito che il governo ha tagliato proprio i fondi per molte case rifugio. Ecco, lei cosa ne pensa? Allora, intanto cosa ne penso? Beh, che ha tutto a un costo, e noi mancandoci, se ci vengono a mancare i fondi pubblici, ci troviamo veramente in difficoltà. Vero anche che, devo dirlo qui pubblicamente, abbiamo una regione, un'amministrazione della regione del Veneto che ci è sempre stata a fianco e ha sempre creduto nel progetto di centri antiviolenza, e quindi la dottoressa Lanzarin, l'assessore, ha sempre voluto e si è sempre anche battuta, e su questo bisogna dirlo, per finanziare i centri antiviolenza. Questo è vero. È vero anche che noi lavoriamo con dei costi altissimi, come chiunque fa attività insomma di questo genere, e per noi il fatto, se verranno a mancare i fondi, saranno dei grossi problemi, perché quando una donna viene ospitata, o una mamma, quindi una donna con i propri bambini ospitata in un centro, i costi sono elevatissimi, e vi spiego anche il perché. Perché non è soltanto la cosiddetta pigione, cioè il fatto di mangiare e stare all'interno di una casa, ma i costi sono dovuti al fatto che una donna, quando scappa da una situazione di violenza, scappa con quello che ha addosso. Noi abbiamo sempre bisogno, quindi, di, quando arriva una donna e con i loro figli, con i propri figli che hanno varie età, abbiamo subito bisogno di intervenire anche vestendola da capo ai piedi, perché chi scappa non ha tempo per farsi il beauty case e neanche la valigia, e quindi dobbiamo subito intervenire sia a livello del proprio abbigliamento, ma la cosa importante è che dobbiamo poi intervenire a livello psicologico immediatamente, ma se ci sono i bambini di varie fasce d'età bisogna immediatamente, siccome non possono più andare a scuola perché sono in situazione protetta e quindi non possono uscire dall'alloggio, dobbiamo intervenire con nostri specialisti, con nostre specialiste, educatrici e psicologhe, perché possano supportarli sia a livello psicologico ma anche a livello appunto di fare i compiti, portare avanti le lezioni da remoto, mettendosi d'accordo con la direzione scolastica e portando avanti il progetto educativo. Presidente, queste due devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno e le domande sono tante, poi vorrei sentire anche il sindaco, visto che sono loro in prima linea, responsabili della salute dei cittadini. Queste due creature che sono state trovate in questo parco di Villa Pamphili fanno veramente molto riflettere, ma è possibile nel 2025 non avere ancora un nome, non sapere chi sei, ecco, non avere un'identità
perché nessuno ti aiuta, nessuno ti vede, diventi invisibile con questa creaturina. Cioè io lo trovo veramente angosciante nel 2025 trovare queste situazioni in un parco dove passava tantissima gente, tantissime persone, ma la prevenzione che si dovrebbe fare prima, Sindaco, ecco qua volevo allacciare. Possibile che non si riesca a capire che c'è un sommerso che tu devi andare a vedere, devi scoprire chi è, specialmente se sono fragilità? Prego. È possibile, perché è davvero, davvero difficile. Intanto ringrazio la Fondazione per il lavoro che fanno, perché è fondamentale, perché noi sindaci e sempre appunto con gli uffici sociali ci troviamo ad affrontare queste situazioni, e sono situazioni che a volte magari sembrano lontane, sembra che magari anche in un comune come il mio non ci siano, invece ci sono situazioni che ci sono, e quando ci sono e quando bisogna affrontarle c'è tante volte, come diceva, l'urgenza di avere un posto, l'urgenza di avere un punto di riferimento, e il problema è che quando ce ne accorgiamo molte volte è tardi. La prevenzione va fatta, riusciamo a farla noi come enti pubblici, cerchiamo di dare una mano appunto per far sì di spronare un po' quelle che sono le situazioni, quelle più delicate, no? Però il problema è che è difficile arrivare prima, è molte volte difficile anche dal punto di vista della persona che subisce la violenza, è difficile che lo ammetta e che riesca a trovare quel punto per dire bene, adesso basta, me ne vado e facciamo finita con questa situazione. Lì da un punto di vista personale proprio la decisione della persona che subisce la violenza è poi insomma nei vari aspetti che possono esserci, è davvero una situazione dove noi riusciamo davvero a mettere, cioè noi per quanti progetti o sensibilizzazione facciamo, mi accorgo, perché di casi me ne sono capitati, mi accorgo che si arriva sempre e comunque troppo tardi. Si arriva magari che si salva la situazione e quindi non si arriva al peggio, però si arriva sempre troppo tardi, ed è un dilemma, è un problema questo, cercare di capire davvero come si può dare una soluzione prima che si arrivi al culmine, prima che si arrivi al peggio del peggio, perché tante volte la vittima magari anche pensa che ma sì, ma dai, perché alcuni discorsi purtroppo li ho affrontati anche con determinate persone che magari hanno subito la violenza, e è difficile per loro ammetterlo di subire la violenza, e questo è grave. Dobbiamo intervenire qui, perché se prima la persona riesce ad ammettere e riesce ad affrontare la cosa, prima riusciamo ad affrontare noi e a fare la vera prevenzione. Non so se si trova d'accordo con me, però insomma lo noto vivendolo ogni giorno, insomma, Ma non è, sindaco, che forse è colpa anche della nostra società, quella attuale? Una volta eravamo in tanti, però io non ho ricordi che succedevano queste cose. Adesso siamo in molti meno, però ci giriamo da un'altra parte. Il problema non mi tocca, non voglio vederlo, non è che non lo vedo il problema, ma non mi avvicino per paura, per menefreghismo, mi non vo combatta, lo vediamo, questo è il risultato. Non pensa invece, lo chiedo anche al Presidente Bellio, che forse dovremmo anche noi fermarci e guardare chi ci sta passando accanto, quello che possiamo fare e non possiamo fare, basta una parola a volte, basta un gesto, possibile che nessuno si sia accorta di questa mamma e di questa creatura che erano in difficoltà, che erano fragili, che avevano bisogno di aiuto. Io non ci credo, Sindaco, non ci credo. C'è il famoso mi non vo combatta, non mi interessa, non è un problema mio, specialmente poi se è straniero, specialmente se è di colore. Prego, Bellio. Beh, con me sfonda una porta aperta, perché noi del volontariato ci mettiamo, no, la faccia e anche il cuore, ma è vero che in molti casi non vengono segnalati. Uso questo termine tecnico perché molti si girano dall'altra parte. Ma perché si stanno girando dall'altra parte? Io nel caso specifico credo che in una grande città come Roma non è il comune del nostro sindaco. In una grande città, noi lo vediamo, chi frequenta Roma abitualmente o Milano, cioè grandi metropoli, veramente hai la persona sdraiata per terra e davanti magari a una piazza centralissima morta da giorni e nessuno se ne accorge perché tutti vanno su e giù. In un piccolo centro come i nostri, nel San Donatese o nel suo signor sindaco, credo che le cose sarebbero molto diverse.
E tornando al discorso perché appunto, come dice lei, la gente non si vuole più mettere in gioco. Secondo me c'è molta, siamo in una società che è molto frenetica, dove il fare le cose di corsa non ti lascia il tempo neanche per dire mi fermo e capisco qual è il bisogno, l'aiuto che ha la persona, perché devo andare a prendere i bambini a scuola, perché devo andare a fare la spesa, perché siamo sempre di corsa e non c'è neanche il tempo di fermarci ad ascoltare quello che invece per esempio lei ha fatto con la sua associazione, andare a parlare con la gente, tastare il polso e sentire quali sono le esigenze per poi andare a dare un aiuto, non aiutarli così perché... Però Presidente, apriamo una parentesi, non è mica vero che è così, che è solo nella grande città. Pensi che ho trovato a Treviso una persona per bene che ha perso il lavoro, che era 3 anni che dormiva in macchina. E su un parcheggio dove passano tantissime persone, finché un giorno ho detto io quella porta la vado ad aprire. Mi dirà magari cosa vuole, chi se ne frega, però io quella porta la vado ad aprire. Sono andata ad aprire quella porta e questa persona dignitosissima, una persona molto per bene, sindaco, molto per bene, colta, ha detto è l'unica persona che ha aperto questa porta. È l'unica persona che mi chiede perché lei è qui. E lui mi ha detto sono qui perché in questa macchina, vedi, io ho trovato la mia dignità. Ho bussato a tante porte e nessuno mi ha ascoltato e mi umiliavano, perdevo la mia dignità, almeno qui ce l'ho. Capisce che non è solo la grande città che mi preoccupa, ma comincia a preoccuparmi il paese, il posto, il ragazzo che non ha più valori, che fa delle cose inaudite, questi ragazzi, questi giovani che uccidono i genitori, poi alla fine per cosa? Soldi. Ma quali sono i messaggi che passano, Sindaco? Non sono forse che devi essere perfetto, devi avere tutto, l'apparenza deve essere la bella macchina, la bella moto, i capelli, le scarpe. Qui si ammazzano per delle scarpe da ginnastica. Cioè ci rendiamo conto che forse questa società è il prodotto di questa società contemporanea che viviamo, Sindaco? Sì, è vero che viviamo appunto in una società in cui l'apparenza sembra essere tutto e nella quale anche si ha paura di quello che è il giudizio, che le persone danno o possono dare a te nel momento in cui fai un'azione o ti comporti in una determinata maniera. E questo appunto penso sia un po' la discriminante di tutto quello che poi accade dopo, perché è vero, noi vediamo sicuramente tanti esempi positivi di giovani, ma vediamo anche esempi che purtroppo sono ai margini e vengono molte volte lasciati ai margini. E qui dobbiamo intervenire. Non lo dico solo come amministratore, lo dico proprio come essere umano. Dobbiamo forse cercare di tendere la mano più spesso di quello che facciamo e che faccio anch'io. Paola da Castelfranco, poi continuiamo. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, ciao ai tuoi ospiti. Ciao Paola. Volevo intervenire riguardo a questo, cioè appunto il sindaco Marin dice arriviamo tardi. A me è capitato di fare delle segnalazioni in caso anche di violenza o disagio e purtroppo quello che ti dicono è ma se non sono loro che denunciano o un familiare non si può fare niente. Quindi c'è questa zona diciamo grigia, questa zona del prima dove tu puoi segnalare e però purtroppo non ci sono strumenti. Chi è che protegge queste persone prima? Perché appunto la prevenzione è importante. E io mi sono trovata appunto in queste situazioni di non saper cosa fare, perché la persona magari non riesci a convincerla a segnalare, però capisci che c'è il pericolo, c'è il disagio e allora come si fa? Grazie cara Paola, sentiamo il Presidente Berlio come commenta la telefonata di Paola. Io segnalo, ma poi alla fine che strumenti ci sono per aiutare questa persona se non è lei direttamente che si avvicina? Allora, qua siamo nel generico, però volevo andare un po' più nel specifico. Cosa vuol dire segnalare e cosa vuol dire dare aiuto anche se la persona non lo... Io vorrei andare nel mio terreno che è quello della violenza di genere.
e quindi dire un pochettino quali sono i regolamenti e le norme che tutelano le donne vittime di violenza. Intanto ricordare il numero di telefono nazionale che è il 1522, che è quel numero di telefono che serve a tutte le persone per fare una segnalazione e essere messi in contatto con un centro antiviolenza o addirittura con le forze dell'ordine, ma comunque il 1522 è un centralino nazionale che risponde più lingue, quindi può telefonare anche una donna straniera e trova chi l'ascolta immediatamente e riceverne immediatamente anche delle informazioni su come aiutarsi o gestire una situazione di violenza che le capita. Poi ci sono le forze dell'ordine sul territorio. Nel caso specifico, se una donna subisce violenza, è vero che serve la sua segnalazione perché è lei che la sta vivendo, è lei che ci può raccontare, ma ricordiamoci che c'è l'articolo 3, se non sbaglio, della 119 che è l'ammonimento del questore e serve per quelle persone, mi immagino i condomini di un palazzo, che essendo all'interno di una famiglia dove ci sono anche dei bambini e quindi c'è un'aggravante specifica, ma adesso non sto qui a raccontare la parte giuridica, che in questa famiglia vi sono liti violente, ci sono piatti rotti, gente che urla, bambini che piangono, possono, segnalandolo alle forze dell'ordine questa situazione, far intervenire l'autorità di pubblica sicurezza che è il questore per emettere un ammonimento nei confronti del maltrattante senza che ci sia la cosiddetta denuncia o segnalazione della donna o dei figli che in quel momento sono in situazione di violenza. Questo è una buona modo per gestire casi di violenza, perché anche mancando la volontà della persona che la sta subendo, l'autorità può intervenire per tirare le orecchie, usiamo questo termine perché questo è l'ammonimento, è il cartellino giallo dello sport, per esempio del calcio, dove viene ammonito dalle forze dell'ordine il soggetto maltrattante. E posso assicurarvi che le persone che sono state ammonite cambiano immediatamente radicalmente la loro modo di rapportarsi nei confronti dei soggetti vulnerabili, in questo caso la propria compagna e i propri figli, perché sanno che queste persone non sono più sole e che qualcuno le sta tutelando pur mancando la volontà di questa persona. Però Presidente, c'è un però e non sono d'accordo con lei, nel senso che io nella mia vita come donna basta che ne incontri uno. Se queste persone, nonostante il braccialetto elettronico, perché le abbiamo viste, nonostante i vari richiami, si presentano nel posto di lavoro, entrano nelle case, se ne fregano altamente di quelle che sono le disposizioni di sicurezza, questa persona non ha scampo, non c'è niente da fare, questa è la verità, Presidente, e questo va detto a voce alta. Allora io mi domando, servono tante panchine, servono tante cose o servirebbe di più la certezza della pena? Io non posso fare 8 denunce, come abbiamo sentito, e ritrovarmi morta perché nessuno mi ha ascoltato o non aveva gli strumenti per fermare questa persona, perché non c'è la certezza della pena. Le abbiamo viste anche in questi giorni cosa succede. Ecco, tu hai un buonissimo avvocato, specialmente nel penale, l'avvocato deve fare il proprio lavoro, che è quello di tirarti fuori dalla situazione. E basta un cavillo a volte per riuscire a trovare questa soluzione. Sindaco, ma la certezza della pena ormai ci sta tutta, non si può più aspettare che arrivi, perché veramente tutti i giorni muoiono donne massacrate, bruciate, fatte a pezzi, qua non se ne può veramente più. Sindaco. No, io sono appunto per il discorso della certezza della pena, ma anche con pene più severe, perché forse questo è quello che poi si arriva non per contrastare, ma per punire chi ha commesso il danno, chi ha commesso la violenza, e per cui è quello che arriva dopo. Però bisogna anche, la certezza della pena, però bisogna anche lavorare prima, ed è vero che bisogna lavorare, se la violenza maggiore è quella sulle donne, bisogna lavorare su noi uomini, sul perché commettiamo queste violenze, su perché magari a casa certi uomini si sentono padri e padroni,
e quindi è quella la sensibilizzazione che bisogna andare a toccare, che bisogna andare a fare per prevenire. Ci sono associazioni, adesso non so, la fondazione in questo caso, che però operano anche in questo, fate anche riparazione tra virgolette del, non so se è riparazione del danno o cosa, però da quello che ho capito anche con gli uomini, giusto? Lavoriamo sui maltrattanti, sì. Ecco, sui maltrattanti. Che è là che dovremmo lavorare. Questo lavoro è fondamentale, però sai Mirella, se ne parla poco di questa cosa, perché io ne parlo tutti i giorni. Sembra che lavorare su chi maltratta sia una cosa che scusate un attimo, invece bisogna fare questo per prevenire. Presidente Bellio, ancora adesso è la donna che viene portata via, ma perché non portiamo via l'uomo? Ma perché no? Cerchiamo di rieducare lui, ma perché dobbiamo portarli? Lei l'ha detto prima, scappano che non hanno neanche le mutande, scappano coi loro bambini. Ho avuto un caso, Presidente, di questo ragazzino che non voleva sapere di stare in questa casa, che era stato accolto con la mamma, scappava e ritornava nella sua casa e diceva questa è la mia. Ma perché non portiamo via l'uomo e lo portiamo e lo rieducate, ma portiamo via sempre la donna che deve rimettere in gioco tutta la sua vita, il suo modo di vivere con questi bambini? Ma perché non si fa questo? Io non riesco a capire perché si porta ancora via la donna dalla sua casa, dalle sue case, e si lascia l'uomo là tranquillo e beato. Prego, Presidente. Allora, intanto vorrei dare un po' di fiducia sul fatto che le donne hanno la facoltà e hanno la possibilità e ci sono le istituzioni che le aiutano, perché forse il messaggio che noi dobbiamo portare è anche questo, no? Perché magari chi ci ascolta ha in questo momento un problema, il marito in questo momento è al lavoro, si trova da solo a casa, è una persona che ci sta ascoltando e dice ma allora io che subisco violenza cosa posso fare? Quello che io dico è di intanto aver fiducia nei centri di violenza e recarsi nei centri di violenza. Dove si trovano i centri di violenza, chiamando il 1522 si trovano tutti i centri di violenza che il nostro Veneto offre e ha. Lì troverà un'equipe specializzata di psicologhe, avvocatesse e educatrici che diranno loro quello che può fare, e quindi la cosa fondamentale è avere consigli di specialisti e non dell'amica o dell'amica al bar che te lo racconta. Alla sua domanda rispondo in questa maniera. Ci sono leggi che permettono di arrestare in flagranza di reato o allontanare l'uomo maltrattante dalla famiglia. È vero, questo è un grosso problema che noi centri di violenza abbiamo portato anche alla visione del Parlamento, ma che non viene attesa. Non viene attesa perché la magistratura, quando intervengono le forze dell'ordine, preferisce dare ordine alle forze dell'ordine di prendere la donna e momentaneamente portarla in un centro antiviolenza e in una casa protetta e lasciare l'uomo lì in casa in attesa che, una volta ricevute le carte, possono esperire quei procedimenti che portano al cosiddetto a misura cautelare e quindi allontanamento dalla casa. Ciò che avviene mediamente, lo vediamo noi tastando il polso della situazione, medialmente in 30 giorni. 30 giorni però la donna deve stare lontana, minimo deve stare lontana da casa con i propri figli. Lei mi dirà è giusto? Io le dico no, perché vuol dire subire una seconda violenza, perché noi assistiamo a bambini che devono perdere la scuola, a donne che devono perdere il lavoro, ascoltate. Donne che devono perdere il lavoro, donne che devono, fortunatamente abbiamo delle norme che possiamo congelare il lavoro tramite appunto un'aspettativa che l'INPS dà, e su questo sono molto tutelate, ma comunque devono sparire da cosiddetta la circolazione, blindarsi in casa, non avere più contatti telefonici perché lui le cerca, non poter parlare con i propri parenti perché sono in una situazione di nascondiglio, nascoste. A noi questa cosa ci sta veramente pesante. È vero anche che, torniamo un po' a monte, è un problema di organizzazione della giustizia e dell'autorità giudiziaria che ci dice noi non possiamo esperire immediatamente una misura cautelare dell'allontanamento che va chiesta una convalida al GIP all'interno delle 48 ore perché abbiamo tempo, io magistrato ho del tempo che ho bisogno di guardare le carte, 48 ore sono poche, preferisco denunciarlo a piede libero e fare una buona misura cautelare allontanandolo o mettendolo in galera dopo circa un mese, perché quello è il tempo che ci vuole, raccogliendo più fonti di prova e tutto quanto. Abbiate pazienza, ma è questo quello che
noi magistrati chiediamo per poter fare le cose fatte meglio. Ora, conciliare le due cose so che è difficile, perché una donna deve appunto andarsene via di casa con i propri figli. Se ci fosse forse più magistrati, forse anche una norma che tutela un po' di più le donne, questo sì ci serve, però è anche vero che vedo che con calma, però si arriva con calma, con i dovuti tempi. Noi vediamo che una donna sì deve scappare, però quando arriva alla magistratura e dà una sanzione, la dà, e in questo caso è molto blindata, cioè fatta bene, perché ha avuto tutti i suoi tempi per costruire con le forze dell'ordine quel castello accusatorio che lo blinda per poi non essere sgretolato, come diceva lei, da un avvocato. Purtroppo sono dei tempi. C'è la norma, non si applica, io l'ho detto anche per questo, si applica in rarissimi casi, non tutte le procure del Veneto lavorano nella stessa maniera, e quindi diciamo che la donna è tutelata, ci sono dei tempi che sono dettati da una serie di fatti, come le ho detto io, però quello che voglio far passare il messaggio è che comunque, al di là che ci siano dei primi disagi, e che con i centri di violenza vedrete che verranno ben affrontati e verrete, questo mi rivolgo direttamente alle donne, verrete sostenute e aiutate. Se non taglieranno i contributi? Se non taglieranno i contributi, ma io voglio essere sempre positivo, sarà anche positivo, dare sempre questi messaggi positivi. I segnali non sono di sicuro positivi e dobbiamo cercare che diventino positivi, sì. Per questo ne parliamo. Però Fabio Marin, quello che abbiamo visto anche con l'Istituto Irige, questa bellezza di queste opere d'arte, ma la persona, specialmente la figura femminile, è un'opera d'arte, questa maternità che diventa un'opera d'arte, e questa bambina che va a finire così, con lividi in mezzo a un campo. Ecco, io sono dell'idea che forse l'arte e la cultura, soprattutto, iniziando proprio da piccoli a capire cos'è il bello, cos'è l'arte attraverso la cultura, salverà i nostri giovani. Io sono convintissima di questo, che dovremmo investire là. Però in attesa che quelli invece che sono cresciuti, che si comportano male, che arrivi la certezza della pena. Quello sì. Prego, Sindaco. Mirella, la bellezza salverà il mondo, diceva qualcuno, no? E quindi da quel punto di vista è vero, la passione, quando si vede ad esempio adesso qua con il restauro delle nostre opere, grazie all'Irigem, che voglio davvero ringraziare, perché noi comuni davvero abbiamo dei patrimoni, e se non avessimo queste progettualità che portiamo avanti, ad esempio noi insieme all'Irigem, che è una scuola di formazione, è difficile conservarli e restaurarli. Noi torniamo in possesso di queste opere alla loro bellezza iniziale. Ed è vero che la cura e la bellezza nelle opere d'arte è qualcosa di istruttivo. È vero, perché io di queste opere ne abbiamo sia in Barchessa di Villa Marini Rubelli, ma anche in municipio quelle di Pier Giorgio Rebesco, che è il figlio di Francesco Rebesco, che è l'autore delle opere, l'artista delle opere che avete visto e che sta restaurando l'Irigem. E le ho esposte in ufficio da me, in sala consiliare, e quelle di Pier Giorgio Rebesco non sono opere religiose, sono per la maggior parte nudi femminili, ma nudi femminili che non sono volgari, nudi femminili che incontrano davvero l'arte e la bellezza pura che l'arte ha. Lì si vede proprio il rispetto di quell'essere umano dell'artista che ha realizzato quell'opera e che ne ha ritratto proprio la bellezza del corpo femminile nella sua, chiamiamola, anche se non è opera sacra, nella sua sacralità, in quella sacralità che va rispettata, nella quale noi dobbiamo andare ad intervenire. Ma nelle chiese noi vediamo i nudi? Perché? Perché li vediamo come un'opera d'arte, sì. La bellezza che veramente vola nei cieli e sono nudi. È l'uomo malato che ci mette poi la cattiveria, la malizia, l'arroganza. È quello che bisogna far capire. Io sono fiduciosa nei giovani perché sono loro che si battono per l'ambiente, per la bellezza. Io non vedo diversamente i giovani scendere e battersi per l'ambiente. Anche delle volte con manifestazioni anche criticabili da un certo senso. Però la voce in capitolo è quella che hanno, è quella, non c'è niente da fare. Perché non li ascoltano, ma loro hanno le idee chiare su quello
quello che potrebbe essere il loro futuro, perché il futuro è nelle loro mani, non c'è niente, non è nelle nostre mani, è nelle loro mani, perciò cercare veramente di farli crescere nella maniera proprio bella, con l'arte, con la cultura, noi avremo proprio una società diversa, molto più attenta al sociale, perché è così. Anzi, andiamo a vedere anche il servizio della Croce Rossa. Perché la Croce Rossa ha tanti giovani? Perché li intriga, diventano protagonisti nel bene e nel male per aiutare gli altri. Andiamo a vedere il servizio, che ieri c'è stata questa grande manifestazione a Treviso, nelle piazze di Treviso. Sì? Treviso 2, partire. Padova, siete pronti? Sono partite da Piazza dei Signori le 10 squadre della Croce Rossa provenienti da tutto il Veneto, impegnate nelle gare regionali di primo soccorso, che hanno ospitato nel capoluogo della Marca anche la squadra delle Marche e una classe di un istituto di schio classificatasi quarta alle Olimpiadi proprio di primo soccorso. Avremo sparse per la città di Treviso alcuni scenari dove verranno simulate reali scene e i volontari si sfideranno a questa competizione per affrontare al meglio questi scenari. Le simulazioni, altamente realistiche, hanno visto in campo i volontari appositamente formati e truccati per rendere le scene il più possibile fedeli a situazioni d'emergenza reali. In Piazza Rinaldi, il villaggio della Croce Rossa, con postazioni informative e dimostrative aperte al pubblico. È anche un momento bello tra loro, si incontrano, sono tutti giovani, se avete visto, e Croce Rossa è anche questa, quindi siamo assolutamente non solo felici ma anche molto orgogliosi di ospitarli a Treviso. E mi sento di dire grazie a tutti i volontari presenti che tanto tempo regalano a tutti. Grazie anche a questa Presidente, grazie alla Croce Rossa Nazionale che ha dato questo premio ai Veneti schiacciati dalla crisi, perché abbiamo fatto rete durante la pandemia, abbiamo cercato di supportare anche noi nel nostro piccolo la Croce Rossa. Però, Presidente Bellio, quello che traspare è che la bellezza vincerà, non c'è niente da fare, soprattutto la bellezza con l'ascolto. Io ti ascolto e dall'ascolto riuscirò ad aiutarti, però bisogna avere un ascolto fatto da professionisti, da persone che sanno, perché sennò se tutti facciamo tutto come spiegavo prima al sindaco Marì, cioè alla fine non facciamo niente. Prego Presidente, guardiamo anche le foto che ha mandato il Presidente Bellio, prego. Anzi, non è solo non facciamo niente, facciamo anche più confusione rispetto a quello che ci deve essere. Ognuno ha un settore, ognuno ha un proprio ruolo e ognuno ha una propria, dico io, specialità. È come un po' quando si va dal medico, no? Il medico generico ti dà delle informazioni, ma poi bisogna andare dallo specialista se hai un determinato problema. Vediamo le foto anche Presidente, così le spiega. Questa cosa stiamo vedendo? Noi stiamo vedendo diciamo, il logo del nostro CERA, che è il Centro Educativo Relazioni Effettive, che è quel centro, come vi dicevo prima, che serve per gli uomini cosiddetti i maltrattanti, cioè che agiscono violenza nei rapporti effettivi, dove devono fare dei percorsi, perché lo prevede la legge adesso. Finalmente. Lo prevede la legge, questi determinati percorsi, quindi percorsi psicologici, per saper gestire la propria rabbia e ritornare ad avere quindi la gestione dei propri sentimenti nei confronti, in questo caso delle donne, per saperli anche gestire, quindi gestire il loro modo di approcciarsi nei confronti delle donne, ma anche le loro, diciamo, pulsioni, le loro modalità di gestione in determinate fasi del rapporto. Noi ci immaginiamo che quando arrivano da noi, vi volevo far immaginare che quando arrivano questi uomini da noi sono o perché hanno ricevuto una condanna e la condanna prevede anche una pena accessoria, che è quella appunto di fare queste 70 ore minimo all'anno presso questi centri, o addirittura arrivano perché si sono presi la prima denuncia e grazie al lavoro in rete che facciamo con gli avvocati, che è una categoria di persone molto anche sensibili in questo tipo di argomento, sono gli stessi avvocati a mandarci i loro clienti ancora prima che ci sia un processo, quindi appena vi è una situazione di denuncia. Raramente, ma ne abbiamo avuti invece uomini che
si sono resi conti che il loro rapporto nei confronti della fidanzata, della moglie, era un rapporto tossico, un rapporto non premiante, e sono venuti loro a chiedere aiuto al nostro centro, chiedendo di essere presi in carico per la gestione di questo tipo di rapporto. Sono molto pochi, sì, ancora rispetto a quello che è, però è anche vero che noi dobbiamo far prendere la fiducia. Io parlo sempre così, signora Mirella, perché è importante dare fiducia anche agli uomini che in questo momento magari ci ascoltano e sanno di avere problemi con di coppia e con la propria magari partner e non sanno gestire la rabbia, no? Chiamate questo numero che vedete qui in sovraimpressione, sapete che i centri vi possono accogliere, vi danno dei consigli perché sono specializzati e vi possono aiutare a sostenere, perché una volta che si è perso un rapporto con la propria moglie vuol dire perdere il rapporto con i propri figli, vuol dire trovarci in una situazione di... Quindi prima di arrivare all'agito, prima di arrivare alla violenza, se vedete che non riuscite a gestire le vostre rabbia. Pulsioni, rabbia, chiamiamola così, andate in questo caso... Ma perché Bellio l'uomo fa così fatica a farsi curare, ad avvicinarsi? Io ho parlato anche con altri professionisti, molte volte è la donna che accompagna l'uomo, che lo sollecita, fatti curare, cerca di migliorare. L'uomo fa fatica, cioè è una cosa che abbiamo, che ci portiamo dietro chissà dai tempi dell'esistenza dell'uomo, ecco, questa ferocia verso questa fragilità, è una cosa incredibile, soprattutto parlare, ecco, fate fatica a parlare, parlo in generale naturalmente, dei problemi che ci sono in famiglia, mentre noi quando ci incontriamo parliamo di tutto, dalla malattia, voi fate fatica ad aprirvi, a raccontare qual è il vostro disagio. Ecco, forse culturalmente dovete crescere, noi siamo cresciute molto rispetto a voi, non lo dico però è un dato di fatto. Guardate anche nelle malattie, le donne che sono rimboccate le maniche, che hanno aperto associazioni, pensiamo, non so, alla Lilta, all'Avis, a tutte quelle associazioni fortissime che sono nate grazie a queste donne che nonostante la malattia hanno creduto e si sono date da fare per migliorare altre situazioni. Prego Bellio. Allora, quando lei dice voi, io non metterei la categoria maschi e femmine in contrapposizione. Alcuni hanno questo tipo di problemi perché se noi sì, è vero, però io quello che voglio dire è che non è che tutta la categoria maschile siano dei lazzaroni disgraziati, bisogna anche dire che ci sono alcuni soggetti che usano violenza nei confronti delle donne, ma non è che tutta la categoria è il genere maschile. Sì, ecco, per fortuna. Prima di tutto, no, perché questo, sa perché volevo sottolinearlo? Perché questo crea poi l'inversa proporzione da dire, e ora perché queste qua mi dice che perché sono uomo non ho colpa, e ora cosa vuol dire? Che donna ti colpevolizzi e innesca tutto un procedimento di chi ha più ragione? No, assolutamente. Quello che noi invece diciamo è che si parte un po' del concetto che l'uomo, c'era una pubblicità per l'uomo che non deve chiedere mai, no? Ve la ricordate? Bene. Ha portato a far sì che l'uomo sia quello che non debba mai trasparire un disagio, ma è quello che invece debba apparire molto più geneticamente forte, ma anche forte in tutti i sensi, e quindi chiedere aiuto diventa quasi perdere il proprio ruolo, no? che le ha imposto la società. Quando vengono da noi, gli uomini appunto, oltre a negare quello che è accaduto e colpevolizzare l'altra parte, cioè è stata lei a istigarmi, no? Col suo carattere, col suo modo di fare, quello che noi invece dobbiamo fare nelle prime fasi è incominciare a fargli prendere la responsabilità. Tanti non vogliono prendersi la responsabilità delle azioni fatte. Perché non le vogliono prendere? Perché pensano che ci sia il loro modo di fare sia stato innescato da una risposta a quello che le è avvenuto, tipo mi ha provocato e io ho reagito. Su questo fatto invece noi, quello che lavora al centro è proprio questo, sulla presa di responsabilità, dalla prima fase che è la presa di responsabilità, e incominciare a lavorare poi sui comportamenti e sui modi di rapportarsi. Gianfranco Valeri da Cessalto. Sì, buongiorno signora Buongiorno. Buongiorno Presidente e buongiorno signor Sindaco. Buongiorno. Intanto Presidente, la ringrazio per il lavoro che lei svolge,
però io sono un anziano e volevo dirle due cose. Secondo me è cambiato, ma una volta c'era il buonsenso e adesso il buonsenso si è trasformato in burocrazia. Lei quando vorrei vedere che muri ha davanti con questa burocrazia per scortare una cosa all'altra, ecco, solo questo volevo dire. E poi al signor Sindaco, lei prima ha detto che è favorevole alla certezza ancora più forte delle pene. Io sono un anziano e le ripeto, e secondo lei Brusca è difeso dagli avvocati d'ufficio che ha preso dopo 25 anni con tutto quello che ha fatto, che ha sconvolto l'Italia e tutto, e adesso esce. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie a te Gianfranco Valerio. Allora, Presidente e poi il Sindaco Marin. Sì, intanto ringrazio dei complimenti che ci ha fatto l'interlocutore. Se la burocrazia, questa fa parte della nostra società, quindi la burocrazia in molti casi come vi ho detto prima, l'allontanamento della donna, non farlo subito ma farlo con determinate tempistiche, è vero, c'è. Quello che la certezza della pena è un grosso problema nel nostro paese. Ma non è soltanto la certezza della pena, è arrivarci alla pena, cioè è tutta i tempi burocratici che le sentenze hanno bisogno per essere emesse, o meglio, i processi hanno bisogno per essere celebrati. Quello che noi ci sentiamo di dire come centri antiviolenza è che le normative attualmente a tutela delle donne, ma anche a repressione di questo tipo di reati, come Italia siamo a livelli veramente elevati. Quello che forse manca non è tanto alzare ancora di più le pene per inasprirle, ma applicarle. Cioè, come dicevo prima, abbiamo la normativa che prevede l'allontanamento all'uomo appena arriva la pattuglia in casa perché c'è una lite e quindi deve essere lui allontanato. Allontaniamolo. Quindi le normative ci sono, ma non è che se ci sono, quando non vengono applicate ci dobbiamo lamentare dicendo allora alziamo ancora di più la pena. No, le normative ci sono, basterebbe applicarle. E quindi, torno al discorso del nostro interlocutore, la parte burocratica, quindi tutto quello che deve fare, in questo l'esempio che avevo fatto prima, il magistrato, chi era da convalida, GIP e quant'altro, passa del tempo e in tutta questa burocrazia c'è sempre chi ne rimette, in questo caso la donna. E continuano i femminicidi. Sandra da Padova, vai Sandra! Ciao Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. Ho ascoltato attentamente tutto ed è vero, faccio i complimenti al sindaco e al signore che è di fianco a te. Io dico però una cosa, sono cambiati i tempi. Allora, una volta la donna era relegata in casa a badare alla famiglia, anche se lavorava aveva da fare 24 ore su 24. Adesso io parlo con i giovani perché sono una che esce, te l'ho già spiegato una volta, più di qualche volta. E adesso le ragazze, quando vanno a convivere, Mirella, cosa fanno? Sono convinte perché sono innamorate, sì, però poi una volta a settimana vanno a mangiare con l'amica e le amiche, un'altra volta alla settimana vanno in palestra, un'altra volta alla settimana vanno a fare il giro o il sushi. Cioè, su 7 giorni, Mirella, loro escono 4 volte. Di conseguenza che l'uomo fa altrettanto. Allora io non dico che bisogna essere appiccicati uno all'altro perché bisogna avere la propria libertà individuale, però mi è capitato e mi capita, sono andata a mangiare una pizza, Mirella, eravamo io, mio marito e basta, e poi le varie coppiette più giovani, meno giovani. Tutti avevano il telefonino, quando usciamo parliamo. Possiamo parlare di qualsiasi argomento, come a casa, perché se devo uscire per avere il telefonino sotto mano e non avere un dialogo, ecco, non c'è dialogo e poi bisognerebbe fare come ha detto il Presidente, cioè gli uomini che devono gestire la loro rabbia, ma anche le donne, perché io vedo delle volte delle litigi a strada e ci sono delle ragazzine che sono veramente taglienti, non sto scherzando. Dunque io credo che si devono fare anche le donne, cercare che, perché anche le donne hanno rabbia, anche le donne
perché solo che non agiscono dopo con quella violenza che può avere un uomo. Meno male. Grazie Sandra, fammi andare avanti, comunque sei stata chiara e ti ringrazio anche questa mattina. Andiamo a vedere invece, noi puntiamo sulla bellezza, sull'arte, sulla cultura, andiamo a vedere questa mostra nelle scuole e vediamo come la commenta il sindaco Marin. Mostra Scuole San Zenone. Allora, in attesa che parta, eccola qua, il servizio dovrebbe partire, eccolo qua. Leggere, scrivere, far di conto. A San Zenone prende vita una mostra dedicata alla scuola elementare, con pezzi originali, banchi, libri, quaderni, cartine, lavagne che raccontano l'evoluzione della didattica e delle metodologie educative dall'Unità d'Italia sino al secondo dopoguerra, passando per il terribile ventennio fascista. Un allestimento che trova spazio nei 3 piani di Villa Rubelli, dove prende vita un passato non poi così lontano. Questa mostra dà veramente risalto al valore che ha la scuola e che ha avuto in tutti questi anni. Dobbiamo continuare a renderci conto ed essere fieri della differenza che un insegnante può fare. Lo vediamo nella storia, appunto, soprattutto per quanto riguarda la resistenza, no? Ma anche in questi giorni l'insegnante può fare resistenza perché i ragazzi trovino la loro individualità, però sempre all'insegna della solidarietà e dell'attenzione nei confronti dell'altro. Il tutto grazie al lavoro di ricerca e collezione dell'antiquario Egidio Guidolin. Perché proprio la scuola? Perché la scuola elementare in particolare, è il periodo, secondo me, più bello della vita, dove si è liberi, si sogna, si vede il mondo sotto un altro punto di vista, e quindi tornare a questo mondo qua è meraviglioso. Non solo mostra, visitabile sino al prossimo 15 giugno, tutti i fine settimana e i festivi, perché sarà organizzata anche una serie di conferenze sul tema scuola con esperti e studiosi del settore, perché l'obiettivo resta il messaggio che questa rassegna vuole lanciare. Passando le sale della villa ci si emoziona, sarebbe bello che questa emozione si vivesse ogni giorno, si tornasse a viverla ogni giorno nelle nostre classi, nelle nostre scuole, che ci fossero magari meno difficoltà e riuscire ad affrontare tutto in modo migliore. Intanto complimenti Sindaco Marin per queste belle iniziative che lei rilancia sempre, che fa in continuazione, ma perché lui ci crede, poi lui è sensibile, avete sentito prima quando ha spiegato questo libro che lui ha scritto per questa mamma che lui continua a ricordare, ecco, una sensibilità che va oltre magari anche il ruolo di sindaco, ma che lo fa proiettare in un mondo diverso, che è il mondo della cultura e del bambino che cresce con quello che veramente può conoscere anche del suo passato, della sua storia. Prego. Sì, grazie intanto Mirella per le tue parole. Questa mostra tra l'altro termina proprio sabato e domenica prossimi. È una mostra molto interessante perché davvero abbiamo cercato di riscoprire quelli che erano i valori ma anche la storia della scuola in un momento storico, quello attuale, dove molte volte, purtroppo anche troppe volte, la scuola è messa da parte o gli insegnanti non sono considerati come vanno considerati. Quel libro là che ti ho portato, ho fatto una presentazione la settimana scorsa a San Zenone e la prima copia ho voluto regalarla, ed era lì presente, alla mia insegnante di italiano delle elementari, che era lì presente. Perché? Perché mentre scrivevo il libro mi ricordavo i segni rossi, mi ricordavo il giudizio che lei dava in quello che scrivevo, e davvero, cioè, mentre scrivevo mi veniva in mente la sua figura e ho voluto valorizzarla, e l'ho voluto fare con quel gesto, ma anche con la mostra che è in corso a San Zenone si valorizza proprio l'aspetto anche degli insegnanti, quanto fondamentali siano gli insegnanti e quanto purtroppo oggi non li consideriamo tali, perché davvero mi accorgo in molte situazioni anche da parte dei genitori ci sono dei comportamenti che non vanno assolutamente bene nei confronti dei nostri insegnanti. Dobbiamo tornare a quella figura centrale che una volta c'era, che era l'insegnante, perché l'insegnante
insieme alla famiglia è colui che educa e che fa crescere i nostri giovani, e dobbiamo ricordarcelo questo, se no non andiamo da nessuna parte. Lei ha detto una cosa importante, Sindaco, quando scrivevo, ecco, una volta c'era il diario, tu all'interno vivevi e scrivevi le tue emozioni, le rileggevi, ecco, forse quello che manca a questi ragazzi, questa intimità che non hanno più, con questi social, con questi nuovi strumenti. Ecco, basta vedere come scrivono. Delle volte dico: ma ragazzi, ma cosa avete scritto? Non riesco neanche a leggere, malissimo, non sanno più scrivere, se scrivono tutto in stampatello, non c'è più questo valore di mettere le tue emozioni su carta. Prego, Sindaco. È vero, è una cosa che ho notato. Io tra l'altro quando sto male o quando ho qualche pensiero mi metto a scrivere, cioè è una cosa che mi aiuta proprio ad affrontare e a ragionare, no? Infatti il libro è questo, è quello che ho raccolto nei vari anni, nei 10 anni di malattia di mia mamma, nei vari anche post che scrivevo online, oppure in tutte le altre informazioni e gli altri pensieri che scrivevo nel mio computer o anche a penna quando andavo a letto o cose del genere. Li ho raggruppato tutti questi pensieri e li ho trasformati in un libro che parli agli altri, che dia anche speranza, che faccia capire quanto importante è l'amore. E però lo dico ai giovani, tante volte quando non sapete cosa fare, prendete la penna in mano, perché adesso non siamo più abituati a prendere la penna in mano, perché scriviamo tutto, non più neanche con la tastiera, ma tutto col cellulare, no, solo con un dito. Però prendete la penna in mano e scrivete, perché scrivere si riscopre proprio quello che hai dentro e riscopri la cultura. L'emozione che viene trasmessa nella carta che tu hai vissuto magari quel giorno. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, mi non so come chi fa, mi adesso parlo diretto perché mi piace meglio, vabbè, e sono anche a capire. Come si fa la trasmissione di uomini e donne? Perché noi altre donne siamo più furbe di uomini, perché ora sinceri, i sarebbe venuti su buoni, senza malizia, siamo noi altri che istighiamo, Mirella, certi, siamo noi altri che istighiamo, dopo io riporreti si innamorano che c'è niente da fare. E ora invece che fai stesso, cambia uno, cambia che altro, come che te cambi Dio a canottiera per non dire mudande, ma io dite, tutti, e ora tutti che fai stesso perché c'ho i vol qui intelligente, bello e ricco, e allora quando si sposano non guardano queste cose qua, devono guardare se si vogliono bene, se c'è amore, ma no quel casino che stanno facendo adesso. Non so a Maria De Filippi come che fa fare una trasmissione, essendo intelligente lei, di fare una trasmissione del genere, finché i ragazzi guarda che trasmissione ha. E se così Mirella, e se così, cosa ha avuto che si spose? Prima amore destra e sinistra, dopo sposai una signora mi ha detto una volta che un fotografo ha fatto delle foto ancora ieri in lire, a due sposi che sono andati in viaggio di nozze, 1 milione di lire. Quando quise tornare a casa, aveva da divorziare, che mi ha toccato a tenermi l'album e insomma, e i soldi di mica dati. Ma ora prima di sposarti te savarà, no il giorno dopo di dire che qua, che ha, che su, che so. O ieri un ricco che aveva il suo dopo far divorzio e ci ha portato i schei. Questo, siamo altri che istighiamo Mirella, perché ora saria buoni, di senso buono. Da tu capio, vi ringrazio. Io non commento. Presidente, a lei il commento di questa telefonata. Noi siamo buoni, quindi no, quello è il senso della telefonata, secondo me io lo vedrei sui disvalori che in questo momento ci sono, no? E che vengono dati dai vari media. La signora pone l'accento delle trasmissioni che veramente sono trasmissioni dove mettono molto terra a terra i fatti come appunto ha enunciato. Io direi più che altro che dobbiamo un attimino apprenderci la nostra responsabilità di persone adulte, non farci prendere da trasmissioni di questo genere, ma neanche da falsi miti, no? Dove ci vuole l'uomo ricco, dove ci vuole la donna bella, possibilmente procace, e queste sono le cose che a noi ci portano a fare, no? Quindi l'uomo ricco e magari anche di prestigio, e la donna deve essere bella, quindi deve essere rifatta, deve avere tutto qua. Se noi invece siamo persone adulte, e Mirella c'ha un discorso che dice giustamente la signora,
Dobbiamo basarci più sui rapporti affettivi e sull'amore. È vero, quell'esempio che faceva di quelli che ti tornano dalla vacanza e già dalla vacanza alla viaggio di nozze e si lasciano, vuol dire che forse non avevano bene capito qual era il loro progetto di vita per stare insieme, e quindi bisogna riappropriarci sì dei nostri ruoli, il ruolo maschile e il ruolo femminile, ma è anche vero con la massima come si può dire, rispetto delle proprie persone, cioè nel senso io devo essere rispettoso della mia compagna e viceversa chiaramente, ma ciò vuol dire senza annientarci, senza dover diventare mettermi da parte la mia personalità per far piacere all'altro. Questo è quello che noi diciamo. Sì, è anche vero, però ritorno al discorso che avevo fatto prima, che è facile girarsi dall'altra parte o vedere quello che vuoi vedere. Quella donna che hanno trovato nel sacco con questa bambina di sicuro non ricercava l'uomo ricco e l'uomo potente, ma cercava un rifugio per se stessa e per questa creatura che non ha trovato. Ecco, forse se qualcuno non si girava dall'altra parte, forse questa donna sarebbe ancora viva, e anche questa creatura, che era un'opera d'arte, Sindaco. Ecco, noi non possiamo permetterci nel 2025, con gli strumenti che abbiamo, a trovare queste situazioni. Prego Sindaco e poi chiudiamo. Sì, è vero che non possiamo permetterci questo, però chiudo dicendo questo, perché oggi ho scoperto questo grande impegno che questa fondazione ha, e anche nel suo presidente come persona sensibile e soprattutto preparata. Quindi diamo un messaggio di positività in questo. Ci sono gli strumenti, ci sono le persone, ci sono le associazioni, ci sono i comuni e gli uffici sociali ai quali rivolgersi nel momento in cui si è in difficoltà, sia da un punto di vista di violenza, chi subisce violenza, ma anche chi la violenza la fa. Direi anche soprattutto chi la violenza la fa e magari ogni tanto si rende conto che quello che sta facendo non è giusto. Oggi abbiamo scoperto che c'è chi educa queste persone e le aiuta a ritornare nella retta via, diciamo così, no? Almeno Quindi, ci prova. Almeno ci provano. Quindi ricordiamoci questo, ricordiamoci che gli strumenti ci sono. Bisogna avere il coraggio di chiamare, di parlare, di dire quello che si sta vivendo e di chiedere aiuto. Questo dobbiamo fare, gli strumenti ci sono e mi sento di dire noi ci siamo. Bene, io ringrazio veramente Fabio Marin, Sindaco di San Zenone degli Ezellini, Forza Italia. Grazie Sindaco, è stato con noi. Saluto e ringrazio Roberto Bellio, Presidente Fondazione Ferioli Luciano Bonlus, di essere stato con noi, e andiamo in pubblicità. Chiederei a Elisa Stefani di presentarsi. Chi è Elisa Stefani? Prego Elisa. Buongiorno a tutti, piacere, sono Elisa Stefani e sono una ragazza di 31 anni. Ho aperto da poco la mia attività a Meduna di Livenza e sono mamma da pochissimo, ho una bimba di 1 anno e qualche mese. E sono felice di questa nuova avventura che grazie anche al sindaco Arnaldo Pitton ci dà questa opportunità, insomma. E allora sentiamo il sindaco Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza, che sta cercando di dare respiro, ossigeno, supportare questi giovani, queste specialmente figure femminili che oltre a essere una figura femminile hanno una responsabilità enorme, perché sono anche mamme nel vero senso della parola, a 360 gradi. Io dico sempre che se il mondo fosse nato con voi, aiuto, non ci sarebbe neppure la gravidanza con voi, però noi donne ci siamo, e anche, come dice giustamente Elisa, si impegna su un'attività che costa tanta fatica, sacrificio, una burocrazia che veramente non ti fa respirare, delle spese pazzesche. Com'è la situazione? E perché il sindaco ha deciso di supportare questi giovani? Poi ne vedremo altro, Tobia Piva, anche lui che racconterà la sua storia. Beh, intanto grazie dell'invito e grazie anche, un saluto ai telespettatori, perché credo che qualsiasi amministrazione comunale e qualsiasi sindaco deve appoggiare e stimolare il commercio
commercio, perché è l'anima di un paese. Quindi in questo caso Elisa è una ragazza dolcissima, bravissima, mamma, e quindi pensate voi, anche con coraggio, perché al giorno d'oggi veramente aprire un'attività, investire dei soldi in un paese quando ci sono i centri commerciali, gli outlet che ti convincono a andare lì, e investire su un paese è qualcosa di importante. Cosa facciamo noi? Cerchiamo, come diceva lei Mirella, la burocrazia di tagliare, dare una mano anche abbassando il costo del piatto attico, agevolare un pochettino la burocrazia, creando eventi, creando strutture e servizi in maniera tale da portarsi gente, non solo i propri cittadini, ma anche da fuori a vivere il paese. La comunità, fare comunità, che è qualcosa di bellissimo. Elisa, che attività hai? Cosa hai deciso di aprire, di avventurarti su che cosa? Allora, io sono parrucchiera e da sempre il mio sogno era di aprire la mia attività e ci sono riuscita, e quindi appunto ho aperto la mia prima attività di parrucchiera in quel di Meduna. E sono felicissima perché ad oggi questa attività nel paese non c'era, cioè prima non c'era, e quindi è un servizio che mancava, e a maggior ragione insomma è stato un punto in più per avventurarmi in questa missione, per dare questo servizio al paese che non aveva più. Allora, come vedi questa figura femminile, ma non solo, parliamo di persone ormai tutto unisex, non c'è più uomo o donna, quasi tutte, anche le parrucchiere fanno anche, tagliano i capelli a questa figura maschile, ma soprattutto cos'è che vedi? Dove siamo proiettati? Questo mondo dove qualcuno cerca di mandare un messaggio, tutti perfetti, tutti allineati, quella è la moda, quella va seguita, cosa vedi? Cos'è che è richiesto? Allora, Timeless Studio nasce anche da questo, che è il nome della mia attività. Noi lavoriamo con l'immagine, ok? È un lavoro che comunica tantissimo con l'immagine, e ad oggi sempre di più siamo un po' forse proiettati su dei canoni che non sono reali, ok? E il bello di Timeless Studio è proprio di invece far valorizzare ogni persona per quello che è, perché già ognuno di noi è unico e ha un valore incredibile. Siamo opere d'arte. Siamo già delle opere d'arte, sì, vero? Bravissima. E il bello è proprio questo, di poter aiutare ogni persona che sceglierà di entrare in Timeless Studio, di aiutarla a valorizzarsi per quello che è già. E è incredibile, però quando noi ci sentiamo bene con noi stessi lo manifestiamo poi anche agli altri. Però i messaggi che arrivano, e basta vedere anche da questi ragazzini e ragazzine, perché ci sono tutti e due, adesso anche la ragazzina ha iniziato a alzare l'asticella, il messaggio che arriva non è colpa loro, tu devi essere perfetto, devi avere le scarpe all'ultima moda, taglio di capelli all'ultima moda, certo. Quando li vedo, ecco, mi fanno sorridere, provo tenerezza, io non provo rabbia quando li vedo, ecco, anche nel modo di vestire, chi è che non ha passato questa fase, questi vestiti, questa moda di essere, i piercing, i tatuaggi, però poi nel profondo c'è una persona che ha un disagio enorme, tu devi riuscire a tirarlo fuori. Questo dovrebbe essere anche una parte del servizio sociale. Prima si parlava di ATS, che non so cosa succederà, appunto, sindaco, ma è quello di migliorare la qualità della vita. Questo dovrebbe essere la funzione, o sbaglio, sindaco? Guardi, come l'ho detto prima, questa parola che io amo tanto è la comunità. Cosa vuol dire? Comunque darsi una mano, come possono essere le attività commerciali, come può essere tra le scuole, le attività sportive. Ecco, la fortuna di essere paesi, e noi lo siamo ancora, e dobbiamo un pochettino ritornare nelle proprie piazze dando servizi e volersi un po' più bene. Ok, ad esempio, faccio un esempio, noi da poco abbiamo aperto una struttura per i ragazzi fragili, diurna e notturna. E dove che l'abbiamo sta attività? In centro paese. E lei pensi che i ragazzi
2 giorni alla settimana, escono, vengono in piazza, vanno anche a messa, bevono qualcosa insieme alle altre persone, diciamo normali, si sentono normali anche loro, partecipano alle attività. Questo vuol dire fare comunità. Questo vuol dire fare comunità, e fare comunità, ripeto, comunque le amministrazioni, anche con grosse difficoltà, devono cercare di dare servizi il più possibile per rendere vivo e funzionale il paese. Cos'è che la preoccupa di più? Questa sicurezza che sta mancando anche nei paesi, questi furti, questi atti di vandalismo, ecco, sono delle cose veramente incomprensibili a volte, eppure succedono e la gente ha paura di uscire di casa, e non è vero che nei paesi si sta così bene, forse nei paesi vediamo dove c'è ancora di più solitudine, ecco, questi diversamente giovani magari che non riescono veramente a entrare in un sistema che li protegga un pochino, non si conoscono, hanno paura di farsi vedere, aprono la porta al primo che arriva per questa voglia di parlare anche con qualcuno. Cos'è che la preoccupa, Sindaco? Perché bisogna investire su questo? Allora sì, sono pienamente d'accordo, per l'amor di Dio noi a Meduna di Livenza, parlavo anche con i ragazzi quando siamo venuti qua nei studi, viviamo ancora in un'isola felice, ma forse ce la vogliamo anche questa isola felice perché comunque dobbiamo dare i servizi, cominciando con le scuole, gli asili, e dando anche a questi ragazzi delle opportunità di crescita. Dobbiamo cercare di sviarli da quelli che possono essere di pensieri che non vanno bene, o di giochi che sono da annoiati, che però portano a dei disagi, come potrebbe essere le bande, i furti, come possono essere atti di bullismo. Ecco, dobbiamo cercare in qualche maniera, che non è complicatissimo, però portarli via da questo. Ma ripeto, una delle cose sono proprio le attività sportive, dove impegni i ragazzi, corsi di teatro, e impegnarli nel sociale, come può essere eventi anche paesani con le Proloco. Allora tu cominci a portare dentro sti ragazzi, gli insegni le regole, le relazioni, fai comunità, e questo poi chiaro che c'è il ragazzo che magari puoi fare quello che vuoi e là devi andare oltre a questo, però secondo me possiamo farcela, non è facile, però possiamo farcela. Però bisogna investire, Sindaco, lei insegna che per fare le cose bisogna investire anche economicamente, non mi sembra che i sindaci abbiano tanta possibilità, anche voi avete questo cordone della spesa che si fa sempre più pesante, le richieste aumentano sempre di più, ma soprattutto anche supportare queste attività. Noi vediamo ad esempio anche con le esondazioni cosa succede, ecco, fai la foto, fai la richiesta del contributo, sì, intanto passa, hai voglia, ecco, come fanno a sopravvivere, ecco, queste realtà se non c'è il supporto anche economico che viene dato in situazioni di emergenza, perché loro hanno messo tutto se stesso, cioè più di là non possono andare, sono giovani, hanno appena iniziato l'attività, ecco, e qua deve intervenire, ecco, il sociale, soprattutto l'amministrazione, supportare grazie alla regione e al governo, dico io, che dovrebbero fare rete, ma prima che arrivino gli aiuti, hai voglia, prego. Ecco, anche dalla parte della regione, ecco, se posso dire, dovremmo perché poi si predica bene ma in realtà poi si razzola male, perché uno dei temi che si parla sempre è la burocrazia, e i nostri commercianti giovani qua lo sanno, si parla di sburocratizzare questa cosa, invece come amministrazione comunale vediamo che nel tavolo ne arrivano sempre di più. Abbiamo applicato la digitalizzazione del comune, Meduna è stato uno dei primissimi, sembrava insomma, ecco, la manna dal cielo, in realtà ci siamo trovati ancora di più complicazioni. Cosa facciamo? Facciamo quello che ho accennato prima, anche tenere con grossa difficoltà, ma tenere il costo del piatto attico, dove i commercianti hanno le attività esterne, al minimo indispensabile, al minimo sostenibile. Questo è un buon incentivamento, insomma, ecco, si dà un grosso aiuto dalla parte economica. E ripeto, fare comunità, fare rete, fare squadra tra i stessi commercianti del paese, tra le associazioni, tra l'amministrazione comunale. Allora andiamo a vedere anche questo servizio Zabeo CGA Mestre Weekend Liberazione Fiscale. Poi sentiremo Elisa e poi sentiremo anche Tobia Piva.
È arrivato il tanto sospirato giorno di liberazione fiscale. Il weekend appena iniziato è il primo fine settimana liberi dalle tasse. Lo rivela l'elaborazione dei dati compiuta dalla CGIA di Mestre. Dopo 156 giorni dall'inizio di quest'anno, sabati e domeniche compresi, anche il contribuente medio del Friuli Venezia Giulia termina momentaneamente di lavorare per pagare tutto il set di imposizione fiscale del nostro paese, costituito da IRPEF, IRES, IRAP, IVA, addizionali, contributi previdenziali, tasse locali e tanto altro ancora. In teoria da questo fine settimana abbiamo terminato di pagare le tasse, che purtroppo non accennano a diminuire come vorremmo. Sia chiaro, non esistono soluzioni miracolistiche. Con un debito pubblico tra i più alti al mondo, per ridurre seriamente la pressione fiscale dovremmo razionalizzare la spesa pubblica e aumentare le entrate, facendo finalmente pagare le imposte e i contributi a chi lavora in nero e agli evasori fiscali. Ma c'è anche chi in Friuli Venezia Giulia le tasse non le paga. Per i 39.300 evasori stimati nel nostro territorio, il giorno di liberazione fiscale non rappresenta assolutamente nulla. Le stime si riferiscono ai dati Istat riferiti al 2022. Si tratta di occupati irregolarmente come dipendenti oppure completamente abusivi. Per una regione come il Friuli Venezia Giulia, che esporta molto e ogni giorno si confronta con i concorrenti di tutto il mondo, la riduzione del carico fiscale rimane ancora uno dei principali problemi che la politica non ha risolto. Proprio no, non ha risolto, e soprattutto Elisa, sentiamo cosa ne pensa. Hai appena aperto questa attività, la pressione fiscale è importante, ma sono importanti anche gli affitti, poi ci sono le bollette, poi c'è di tutto e la macchina per spostarsi, cioè alla fine bisogna proprio lavorare per riuscire a sopperire. Tu cosa vorresti dire? Che messaggio vorresti lanciare alla politica come nuova imprenditrice? Le cose sono tante, in effetti di solito si vede solo una cosa, no? E poi in realtà dietro c'è molto altro. Sicuramente credo sia importante aiutare soprattutto le nuove attività, ma anche i giovani imprenditori che hanno voglia di mettersi in gioco, di realizzare i propri sogni, e non è sempre facile. Però vi chiediamo di aiutare, di incentivarci il più possibile, perché noi abbiamo tanta voglia di dare e di portare quello che conosciamo, insomma la nostra arte, al paese, ma non solo, e quindi è importante insomma poterci aiutare, come diceva anche il sindaco prima, un gioco di collaborazione tra commercianti e non solo. La sicurezza invece anche commercianti, queste zone rosse, specialmente nelle città dove si stanno allargando proprio per la disperazione di queste persone che hanno queste attività, cos'è la sicurezza per te? Cioè tu ti senti sicura nel tuo paese? Parlare di sicurezza non è così semplice e leggero, è un rischio. Io ho sempre sentito dire fare impresa è un rischio ed è così, però io sono convinta che comunque bisogna partire, bisogna lanciarsi e affrontare le cose anche con gesti e con voglia positiva, perché il bene porta bene, e quindi cerchiamo di guardare avanti con aria positiva e con sorriso, sì, esatto. Certo che però bisogna stare molto attenti, lo dico al sindaco Piton, andiamo a vedere questo servizio, andiamo a Padova, bar abusivo, Portello, andiamo a vedere, perché questi ragazzi una ne pensano e mille ne fanno, andiamo a sentire. Si erano spinti anche a dare un nome al loro punto vendita di alcolici abusivi, Gin e Vino Corner 79. Non si può dire che mancasse l'iniziativa a 5 studenti universitari che avevano trasformato il loro appartamento nel quartiere Portello in uno spaccio di alcolici venduti al modico prezzo di 3 euro al bicchiere, rigorosamente di plastica. Il passaggio dei cocktail avveniva proprio attraverso questa grata all'esterno della quale era pubblicizzata
usata la mercanzia con tanto di QR code per il pagamento online. L'iniziativa, completamente abusiva, non era sfuggita ai residenti e forse ai molti locali presenti in una delle aree della movida studentesca più conosciute di Padova, che hanno fatto una segnalazione alle forze dell'ordine. Gli agenti della questura, presenti in Borghese, dopo aver verificato di persona l'attività illegale, sono entrati nell'appartamento. In cucina, sopra ad un tavolo, c'erano decine di bottiglie di alcolici, tra i quali gin, vino e spritz e altre bevande necessarie per preparare i cocktail. Gli affittuari sono stati identificati. Si tratta di 5 studenti universitari provenienti da fuori regione che hanno ammesso di aver venduto per 3 mercoledì di seguito le bevande alcoliche ad amici. Considerata la gravità di quanto accaduto, al 24enne ligure, sorpreso a vendere drink, sono state notificate 2 sanzioni, una di 5.000 euro per la vendita senza autorizzazione di alcolici e una di 3.000 euro per la mancata registrazione sanitaria, per un totale di 8.000 euro. Ed è con noi Tobia Piva. Allora Tobia, un altro imprenditore che cerca anche lui di farsi largo. Questi ragazzi, come ho detto, che una ne pensano e 1000 ne fanno, questi hanno deciso di aprire un bar nella loro cucina, questi ragazzi universitari, e vendere cocktail e spritz a tutto spiano a 3 euro all'uno, e c'era la coda, visto che qualcuno dice che i ragazzi non bevono. Cosa dici Tobia? Tu cosa fai allora? Cosa hai deciso di fare? Io da 2 mesi a questa parte, sono Tobia Piva, da Meduna di Livenza, ho 31 anni e da 2 mesi a questa parte ho aperto un'osteria in centro a Meduna di Livenza e sono appassionato di vino e tutta l'enogastronomia in generale, e quindi ho deciso un po' di coronare il sogno che avevo da un po' di tempo, quindi sono a stretto contatto con i giovani, organizzo eventi, musica, sono in mezzo, insomma mi piace molto quell'ambiente dello spettacolo, musica e spettacolo, quindi volevo unire la mia passione dell'enogastronomia e del vino con appunto la musica, e perché non partire da Meduna, visto che appunto sono al mio paese natale. Abbiamo un sindaco che insomma mi ha dato una grande mano e incentiva a investire su Meduna, quindi mi sono trovato subito a mio agio e non ci ho pensato 2 volte nel farlo. Sì, Tobia, qual è la cosa che ti preoccupa di più? Nel senso, la sicurezza, la pressione fiscale, sì, il supporto del sindaco, ma dopo devo anche dimostrare di essere una persona per bene su un ambito e un'attività che ci sono molti rischi, il nemico è dietro l'angolo, prego. Certo, sicuramente la pressione fiscale, gli affitti, le bollette, sono tante cose da tenere in conto a fine mese, e diciamo, noi cerchiamo di dare un contributo, di farlo con passione e facendoci anche aiutare insomma, di chi di competenza, che si occupa di finanza e quant'altro, per darci una mano, insomma, a non fare grossi buchi, ma cerchiamo insomma, di stare nel nostro. Siamo in un'isola felice, è un paese piccolo, quindi abbiamo dei costi che sono ridotti rispetto a delle grandi città, e limitrofe soprattutto, quindi anche costi di affitto, di platatici esterni, di tutto, quindi cerchiamo di dare il nostro contributo e di fare bene, insomma, con passione il nostro lavoro, che credo ancora che chi fa le cose con passione, insomma, abbia un bel riscontro, ecco, se ci tiene veramente. Senti Tobia, l'aperitivo che va per la maggiore è sempre lo spritz, oppure prende piede anche il prosecco, ecco il calice di vino rosso famoso che era buonissimo, esatto, che si è perso nel tempo ormai, cosa vedi? Ecco, cos'è che richiedono? Sì. Allora, c'è tanta richiesta di spritz, comunque mantiene sempre, diciamo che noi siamo cultori del vino, quindi cerchiamo anche di spaziare, abbiamo vini da tutta Italia, locali e non, da produttori di nicchia, anche vini mondiali, quindi dalla California, un po' di tutto, cerchiamo di dare un po' di cultura. Diciamo che lo spritz è per la maggiore è la bevanda preferita, insomma, da tutti. Quella più richiesta. Ecco, abbiamo notato che i giovani a Meduna, giovani per 18 anni, 19 anni, tendono magari a bere meno alcolici, più analcolici, e quindi questa per me è già una bella cosa, insomma, vedere i giovani. Collaboro con i giovani, vedo che il problema dell'alcol sta un po' cambiando forma, ecco, non sta diminuendo, ma sta cambiando forma. L'aperitivo analcolico, il vino analcolico, ci vedi, sarà un futuro per te, Tobia? Sì, diciamo l'aperitivo analcolico sì, noi proponiamo degli aperitivi analcolici, non proponiamo la birra analcolica, l'abbiamo, ma diciamo che siamo ancora cultori di quello, non andiamo a toccare determinate cose, ecco, mentre sicuramente sta prendendo piede la birra analcolica, il vino alcolizzato, quindi tante
modi diversi, diciamo, di bere, ecco, come erano negli anni scorsi, negli anni passati. Anche perché con le sanzioni che ci sono bisogna stare anare attenti, ecco, perché questa è veramente... un'altra cosa importante, insomma, perché ora si possono fare danni con veramente poco e ci si rovina con niente, quindi è giusto stare attenti, e, oltre al fatto di salute e di sicurezza, ma anche a un livello... Senti Tobia, quanto importante è sapere che hai un amministratore, un sindaco che ti sta vicino, che se hai qualche problema riesci a parlare, a dialogare, che non sei solo nella foresta ma c'è qualcuno che cerca di darti una mano? No, assolutamente sicuro e tranquillo. Questa è stata una delle cose che mi ha portato anche ad aprire a Meduna, sapendo appunto che avevo l'appoggio di Arnaldo. Comunque mi ha dato una grande mano e mi ha sostenuto in momenti in cui sei appena aperto, sono giovane, tutto, insomma non sapevi dove andare a sbattere, quindi mi ha sostenuto molto anche a livello morale e per me è stato importante, quindi ringrazio l'amministrazione comunale e anche il sindaco per questa opportunità qui che mi hanno dato. E sono felicissimo. Allora sentiamo il sindaco, ecco, sono persone veramente alla quali il sindaco crede, ha puntato, perché poi alla fine è una comunità che si sviluppa assieme, che si socializza, si sta bene e si vive un paese in maniera diversa. Prego sindaco. Sì, io prometto anche una cosa, perché stamattina abbiamo qua Elisa e Tobia, no? Con 2 attività, parrucchiera e un bar, ma pochi giorni fa abbiamo inaugurato una gelateria e fra alcuni giorni ci sarà una nuova attività sempre di un giovane che si appresta a aprire, e penso anche al supermercato che verrà ampliato. Allora quindi sono dei tasselli che però messi assieme uno a uno fanno squadra e fanno sinergia insieme e aiutano ad andare avanti. Io non posso che aiutare e dare una mano a questi ragazzi straordinari, perché ci mettono proprio passione, e per me da primo cittadino questa attività è un valore aggiunto, lo ripeto, è un valore aggiunto per il servizio che fanno, per la passione che ci mettono, e comunque crei indotto nel paese, quindi è importantissimo. A breve, lo dico, aprirà il becchino, serve anche quello, l'operatore che ti accompagnerà nel Camposanto. È un giovane ragazzo, 26 anni, e sono contento anche di questa nuova attività. Anche perché i morti ci saranno sempre, purtroppo sì, da là non si scappa, morti a chilometro zero proprio. E sa cosa bello, Mirella? Che è una cosa che ha fatto il nostro Padre Eterno: ricchi, poveri, brutti, cattivi, ladri, quello prima o poi verrà preso. Senta sindaco, non posso non fare la domanda di questo referendum, cosa ne pensa, questo quorum che non si è raggiunto, ecco la gente che continua a non andare a votare, mentre io sono dell'idea che bisognerebbe andare a votare, perché poi non ci lamentiamo se veramente ecco, succede quello che succede. Prego. Guardi, piaccia o non piaccia, io sono andato a votare, ho fatto la mia scelta, e era un pastrocchio, perché purtroppo già fatto da un governo precedente, era un altro pastrocchio, però sono andato a votare perché dobbiamo imparare ad andare a votare, perché cari cittadini, se non andiamo e diamo quello che è il nostro pensiero con il voto, decidono gli altri per noi stessi, e questo non va bene. Tanto è vero che lo dicevo anche prima, che Giorgia Meloni non ha ritirato le schede, ma si è presentata al seggio. Ecco, e secondo lei però il messaggio che è venuto anche dal suo partito come l'ha letto? Perché poi si vedono i risultati. Perché è un fattore politico, perché poi queste cose qua vengono un po' mascherate, però dietro c'è l'ideologia politica. Questo è di sinistra e questo è di destra, e questo i cittadini lo percepiscono come lotte interne e ti danno la voglia di non andare a votare, che è sbagliato, perché ripeto, è sbagliato. Io sono andato a votare, credo di essere stati uno dei primi, e lo rifarei perché è sacrosanto, è nella nostra Costituzione, è quello che ci rimane. Cari cittadini, dobbiamo imparare ad andare a votare, dobbiamo decidere noi, non gli altri. Tobia, sei andato a votare? Sì, sono andato a votare e faccio anche io un appello per, se vogliamo cambiare qualcosa, insomma, è proprio da qui che si parte, quindi far sentire un po' la nostra voce, tutto quanto è un semplice gesto che può veramente cambiare. Secondo te i giovani sono motivati, sono all'altezza della situazione, capiscono l'importanza del voto, indipendentemente di cosa voti, ma di partecipare, dico io, la partecipazione? Secondo me sì, secondo me i giovani sono molto attivi in questo, sono più attivi magari appunto della gente più grande di me, e sono molto più invogliati e motivati nel cambiare le cose. Ho sentito molti pareri appunto di gente molto più grande di me, dove appunto si asteneva o non voleva appunto saperne di abrogare determinate
veramente enorme, quindi un po' si sta già cambiando qualcosa, il fatto che i giovani entrino e vogliano cambiare, andando a votare e sponsorizzando questa cosa è già una bellissima cosa. Avete sentito? La puntata è finita, io ringrazio veramente Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza, di aver portato questi due giovani per far capire che il futuro è nelle loro mani, dobbiamo crederci, dobbiamo aiutarli, dobbiamo supportarli e soprattutto dobbiamo partecipare, questo è fondamentale indipendentemente di quello che si pensi. Grazie ai miei ospiti, poi andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti voi, oggi siamo in compagnia con dei bignè ai formaggi misti. Questa ricetta si divide in due fasi, la preparazione dei bignè e la preparazione del ripieno. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti che servono per la preparazione dei bignè. Useremo dell'acqua, del burro, della farina e del parmigiano come ingredienti di base per fare i bignè, a cui aggiungeremo delle uova. Mentre per i ripieni useremo dei formaggi misti aromatizzati con del sedano, delle noci e della noce moscata. Iniziamo la preparazione con il mettere a scaldare, a bollire dell'acqua. Seguite bene la quantità, le dosi che noi vi facciamo vedere nella nostra maschera, perché è abbastanza importante seguire esattamente le dosi. All'acqua che mettiamo a bollire aggiungeremo il burro e attenderemo che il tutto inizi a bollire. Quando il composto bollirà aggiungeremo la farina tutta in un colpo. Saliamo e pepiamo un attimino l'acqua che sta bollendo e poi tutta in un colpo aggiungiamo la farina. Giriamo velocemente e vedrete che si crea un panetto che dovremmo girare e cuocere per almeno 3-4 minuti affinché la farina non abbia più il suo sapore. Praticamente in 3 minuti andiamo a cuocere la farina circa. Vedete? Con calma ed un po' di pazienza stiamo qui un attimino a girare il tutto. Dopodiché toglieremo dal fuoco e aggiungeremo le uova una alla volta. Abbiamo cotto la farina e quindi ora aggiungiamo le uova intere una alla volta e rimestoliamo bene finché l'uovo non si è amalgamato all'impasto. Questa è una base comune a tutti i composti con cui si fa il bignè e in una delle prossime occasioni vi faremo vedere anche come fare i bignè dolci. Questo praticamente è un antipastino ed è un bignè salato. Vedete, un uovo alla volta, con un po' di calma, e otteniamo un impasto lucido a cui poi aggiungeremo il parmigiano grattugiato in precedenza. Ora aggiungiamo il parmigiano e poi con l'aiuto di un sacco di tela da pasticceria, un sac à poche, andremo a formare i nostri bignè in una placca che metteremo in forno a cuocere. È una sacca che si trova tranquillamente in qualsiasi negozio di casalinghi, quindi non è un problema trovare questi piccoli attrezzi di uso quotidiano. Chiudiamo bene il tutto e facciamo i nostri bignè. Eccoli qui. Li teniamo abbastanza distanziati perché chiaramente in cottura si gonfieranno, quindi non teneteli troppo attaccati, altrimenti si uniscono tutti. Li mettiamo in forno a cuocere
Noi ovviamente per tempi televisivi ne abbiamo già preparati alcuni e ora vi faremo vedere come preparare la salsa e come farcirli. Mentre i nostri bignè stanno cuocendo a circa 180 gradi per una ventina di minuti, noi prepariamo i ripieni, che sono composti da 3 formaggi diversi. Oggi noi abbiamo dell'Asiago, dell'Emmental e del Gorgonzola. Prendiamo la panna, la suddividiamo nelle 3 padelle ed andiamo a sciogliere questi 3 formaggi sul fuoco. Stiamo sciogliendo i nostri formaggi in modo da creare le 3 salse con cui riempiremo i bignè, e per rafforzare un po' il sapore di questi formaggi uniremo all'Asiago un po' di foglie di sedano tritate, mentre all'altro formaggio uniremo un pizzico di noce moscata e con il gorgonzola andremo a unirgli delle noci che abbiamo in precedenza tritato con il coltello. Appena il tutto si scioglie lo togliamo dal fuoco, lo lasciamo riposare, il composto si addenserà e con questo andremo a riempire i bignè all'interno. Ecco, come vediamo questo impasto è denso al punto giusto, mentre questo è leggermente morbido, quindi risolviamo la cosa con un'altra spruzzatina di parmigiano, giriamo bene il tutto e lo leghiamo in modo da portarlo alla stessa densità del formaggio che avete visto in precedenza, ed ora andiamo a farcire i nostri bignè. Abbiamo preparato i nostri bignè, prendiamo il sacco di tela, formaggio ed andiamo a farcire i bignè al loro interno, e poi andremo a predisporre i nostri bignè nel piatto di portata. Ne facciamo 3-4 di ogni tipo di formaggio per ogni commensale e li mettiamo nel piatto e poi li decoriamo un pochino. Disponiamo i bignè sul nostro piatto di portata, li decoriamo con 2 noci, 2 spicchi di pomodoro bello rosso, una spruzzatina di prezzemolo e concludiamo con un piccolo omaggio a voi. I nostri 2 cuoricini di formaggio e buon appetito!